Siamo benissimo, frattanto questi potevano A scendere. terra, Insomma. a terra. Check radio. Ragazzi. Your call. Check. Wait. Wey.
Dove state, raga? No, non ho capito. Stiamo andando al 456. Ah, ok. Vabbè. Aspetta che mi hai rianimato. La immagine dello sto scemo sparo. Che avete fatto campo? Oh, ci siete in radio? Sì? Sì, qua siamo. Tu dove sei? Scendo dalla macchina, KO 734. Mi stanno dando un passaggio qua al garage. Stanno dando un passaggio? Sì, sì. Oh, ragazzo che drifta. Sei aggregato, dove siete? Stiamo andando al 456 un attimo. Ok. Dove siete voi? Voi. 456. Entrare, scusa. Aspetta un attimo. Controllo. Via Vito. Voi, raga. Poi non ti si dai cheater. Porca miseria. Immagino, ma ho visto i messaggi. Hai che- visto? Andiamo all'altro civico, dove stanno le pistole. Vedi se ti fai entrare a te. Ti esci un garage. Oh, bella Simon. Sto parlando, scusa. Mi sembrava tu, niente, non ci sei tu qua. Mi sembrava Andiamo qua. al Abiti 47, pure accanto a me. Sì. Andiamo al 470 ragazzi. Mirko, bravo, no, purtroppo quella non è casa mia. È la casa che condivido con gli altri. Oh, sai che non ho mai fatto sta strada. Tu abiti qui da qua, sta zona? In quella zona? La macchina nostra 645. Chi c'è stato 45? In chiesa? Mi sa che lì da Comunque prima. mi dicevano che la macchina che abbiamo noi come famiglia, diciamo, ce l'ha anche qualcun altro come privato. Abito a quella accanto. Chi è che è qua l'almiere? Volpino? Ah, ok, ok. Entra ok, per va il bene, ticket. bravo. Sto arrivando adesso a prendere le pistole. Ma lì sono belle le macchine. Sono belle. Scusami, le casse, volevo dire. Mirko. Va bene, prendo la pistola, raga, e vi saluto. Pure io. Quanti siamo? Quante ne servono?
Mamma mia, ragazzi. Vabbè, ma prendiamo la Da solo? 5 in tutto, meno big 4. Qua fuori siamo io, Lendi e Stefano. Prendo la pistola e andiamo. Stefano, dove sei? Vabbè, good night, boys. Buonanotte, mare. Ciao ciao. Notte. Notte, bro. Al bar dell'avvocato. Il signor Salve. No, è Vito. Oddio, è Vito, ragazzi. Salve. Buonasera, signor Vito. Mi inchino a lei. Addirittura. Salve. Oh, dobbiamo fare sto open bar che mi ha detto. Ah, proprio che vuole spingere? Finito, vado Andiamo preso. subito. Però non Prendo 100, fra, non 100, 50 No, ci sto sta. scherzando. Quanto vuoi, vai. Ragazzi, open bar, prego. Aspetta che ora facciamo il messaggino. Dove stanno? C'è Antonio? Non credo. Ho già troppa roba addosso. Ah, no? purtroppo. Falliti, ma almeno noi non ci stiamo. Vediamo se facciamo un po' di casino oggi qua. Tanto i cheater già li abbiamo incontrati oggi. Sì? Facciamo di nuovo. Sì, Qua? tranquilli. No. Ah, ok. In un'azione si sono infiltrati. Ma Ah, comunque, vabbè, allora, vabbè. facciamo così. Faccio intanto la fattura. Va. Open bar. C'è un uomo di parola. Attenzione. Attenzione. Ecco a lei. Un attimo che creo il messaggino e arrivo subito, va Va. bene? Sì, sì. Dammi 3 secondi. Aspetto il messaggio. Come mettiamo? Vito? Vito come? Ah, metti scrivi solo Vito e basta. Vai. Oppure scrivi, vabbè, sì, va bene Vito. Ah, va, ci sta. Pa pa para 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 pa pa. Notte a tutti. Ciao, grazie. Eccomi qua. Ed eccolo qua. Perfetto. Eh sì, ma non abbiamo scritto un cazzo. Che cazzo ho fatto? Perché non si è copiato? Arrivo, arrivo. Va, va. Ah, ci- E dai. Sai che c'è? Lo metto come tweet così lo spammiamo bene. Va, sì. Perfetto. Eccolo qua. Ottimo. Perfetto. Ecco il primo. Salve cara, salve. Oddio, Michael. Oddio, l'informatore di giustizia. Oh. Open bar. Mi dica, tu vieni solo sempre per l'open bar, dimmi. Quello che c'è lo prendo. Vado? Vai, Faccio vai. io. Ho cassato, avvocato, ho No, cassato. cazzo, no, non volevo questa. Scusate. Ho cassato, avvocato, lo sa? Tra ieri e fatto? oggi ho fatto un bel 1,3 milioni al blackjack. È buono, perché non lo Cazzo. lasci un bello open bar anche tu e facciamo festino? No, no, i Oh, soldi addio. vanno tenuti, i soldi vanno Addio. tenuti. Avvocato, Oh. lei lo sa.
Quando mi tira fuori dalle celle ne possiamo parlare. Va bene, come vuoi. Stai tranquillo. Devo prendere l'F40, devo pagare dei debiti. C'è un po' di robe in sospeso. Sì, sì. Ma tu di cosa ti... Noi non ci siamo mai parlati bene. Che cazzo fai nella vita qua? Vinco il blackjack. Ma non lavori? Come fuori di... Ho vinto il blackjack, che lavoro. Dai, che cazzo di lavoro è? È un grandissimo lavoro. Ah, tu quindi nella vita vinci il blackjack. Certo, mi sono Bello. permesso la Bugatti e le cose. Come te le permetti se non le Ottimo. cose? Magari a Perfetto, farlo io. perfetto, ottimo. Eh, Complimenti, complimenti, complimenti. grazie, Buonasera ragazzi, Buonasera. prego. sì. Prende ragazzo. Come le prendi le cose se non lavorando? No. 10 per 10 non si può ragazzi. Basta 12 Chi può sbatti lavorare? 5 per 5. Lei cosa fa in città, caro? Faccio il meccanico. Cazzo. Faccio il meccanico Dove? e poi all'officina autosalvage. Auto Savage, bellissima Sì. quella. E poi l'avvocato mi ha costretto a fare un open bar e ha detto fammi l'open bar, l'open bar. Cazzo, allora devo ringraziare lei per il cibo. No, vabbè, figurati. Grazie Qua- mille per il cibo. Niente, niente. Vito! Io qua Poi, passo solo quando c'è l'open bar. Mi piace. Cazzo. bella. Guarda qua che bella con i fari così. Ci sta il tizio? Sì. Mi sa di sì. Ah, ok, mi serve. Ciao cari. Vabbè. Oh, se vuoi entrare c'è l'open bar. Sì, sì, ora per questo sono venuto. Bella. Ehi, che macchinona! Grazie, grazie. Con due, quanto l'ha pagata, capo? Questo qui 1.250.000 più full kit. Mamma mao. Un kit? Quanto? Sui 3 milioni mi sembra, 3-4. Puttana! Spinge, quanto va al La massimo sua questo? costa di più. Ah sì? Sì, sì. Hai capito? Zitto zitto. Ti ho detto faccio il meccanico. Quella là è la mia. Mamma mao. Qua i soldi girano, eh? Beh, sì. E dai un po'. Ci sta. Ci A sta. te ci vado da sta. quel cornuto di Davide a chiedere un 5-5. Leviamo le maglie allora. Quel cornuto. No, noi siamo viola, loro sono vestiti da La sua è scena. quella là, quindi. Tranquillo. La mia, quella di sinistra, sì, avanti. Bella, eh. Porca Sì. troia, complimenti. Grazie. Tanta roba. Quanto va questa? Quella la fa con lo sport fai 3,50, 3,60. Ah, non è modificata. viola tutte e Signor due. Vito, Sì. ecco qui. Grazie, signor Vito. Cappellino. Signor Vabbè. Vito, la ringrazio. Grazie, niente, Vito. si figuri. Stavo pensando di prendermi l'F40, lei cosa ne pensa? Bella quella, bella. 40, se hai bisogno eccomi. Ah sì? È deluxe Ce l'ho io l'F40. Allora andiamo. Andiamo? Andiamo, bene. dai, andiamo a fare il cop, che qua se no i soldi quando vengono. Invece Ma che così fa? vanno. Viene 1.200.000. Ma quello vende macchine? Tu vendi cibo da stronzo. noi, io vendo auto. Hai visto? Hai visto, avvocato? Vado a Oh, prendere la occhio macchina. Michael, è quello di culo, Che me incula, che me No, sto incula. scherzando, grande. Secondo Trattalo secondo bene, il non lo direttore del Luxury puoi mai truffare qualcuno? Ma I miei dubbi. I miei dubbi. Ciao bello. Ciao, avvocato. Ciao. Che poi sono anch'io il direttore del Luxury. Beh, a posto. Con sta faccia, è cominciato così, eh? No, mio fratello è il direttore del Ah, Luxury. infatti, Ah, ecco. Puntualizziamo, per favore. Oh, io ho tre Signor fratelli, Vito, uno manco scemo e due gratis ti buoni. vengono. Vabbè. stronzi. I pezzi di merda. Facciamo che tutto quello che non Fai una vendita. sprechi me lo prendo lo stesso. Certo, è quello il problema. Lo posso gadare, Vabbè, ma che. Poi è un peccato per lei, gli scade tutto. Vabbè, sì, più che altro anche per quello. Allora. Non lo so, lo chiamo in... Non arrivano, la gente affamata. Sempre arriva. Tanto quanto siamo. Ragazzi, Segna. io vi saluto. Grazie, signor Vito. Oh, Niente, salve. stacchi? No, devo andare a fare una cosa. Ah, però. Ok, va bene. Arriviamo. Stiamo in Vabbè. caso. Ciao belli. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Oh, mettetevi la maglia, porca puttana. Ciao. Potete i pestelli. Stronzi. Prude la maglia. Caldo, fa caldo. Caldo. Affanculo.
anche tu pubblichi, vai, vai. Ah sì, va. Vado, che calma, gli altri nessuno più c'è, mamma mia. Non lo so. Sono l'una. Vabbè, sì. Tu stai ancora di là? Sì. Come di là? Ah, nel senso, occhi. Sì, sì. Occhio che vede, vuole, Sono entrato spera, ora. cuore non duole. Sono entrato ora. Ah, sei appena rientrato. Sì, sì, sono... Ah, ok, pensavo da oggi, dico. No, no, ma non ce la faccio. Ok. Allora, questo direi. qua non c'è, poi vediamo. Pablo. Niente, non c'è. Concessionaria Mediterranea, circa 709 con vincita. Sì. Gommone. Mhm. Boh. Ma andrei là a pagare 10.000 solo per entrare e dire andate dal bar dell'avvocato che è tutto offerto. Bravo Vito, porca puttana, grande Vito. Grande Vito, bravo Vito. Eccola. Eccola qua, guarda che arrivano, guarda che arrivano. Secondo te, guarda là, eccola là, eccola. Scusa, non volevo. Tutta sta gente in macchina chi è? Ciao, Vero. Prego. No, sto andando avanti di open bar. Giusto, Perché è tutta piena? Sono tutti questi qua? Gente bella, gente bella. No, insomma. Come sono? Ehi, siamo calmi. A parte il ragazzo con la barba rossa, però. Vabbè. No, aiuto, però. Ma guarda, se vuoi, tipo con la barba rossa lo puoi mazzettare. Questo qua? Sì, Ma sì. che mi conosce lui. Oh, Don Giado. Salve ragazzi. Oddio, l'avvocato. È tutto offerto, Salve amici, salve. Oddio, Oddio, l'avvocato. Se ne vanno. Ti portano l'avvocato così come se nulla fosse. Non conoscono più le leggi di una volta. Ciao ragazzi, sono tornato. Ciao, Come siete belli tutti quanti ben vestiti. tu volere fascioletto? No, caro, il ragazzo dentro mi ha dato questo, quindi tu ora lo proverai insieme a me perché me ne ha dati due. Pronto? No, buono il kiwi. Dai, Kiwi Mew. pronto? Vai, Vai. vediamo cosa ci succederà. Se mi ubriaco, zio ti sciotto, te lo dico. Oh, non mi ha fatto niente a me. Manca un po'. Che cos'è? Libero. Kiwi. Ragazzi, Kiwi. piacere, sono Antonello, 23 anni, alcolista anonimo. Oh, ma guarda che si rivede, l'avvocato di fiducia. Salve ragazzi, Raga. aspettate. Hai visto che c'è Cartoffer, quello che ti ha salvato? Cazzo. Sì, c'è l'avvocato più duro della città. Sì, durissimo. Che è? Il più liquido. Bravo. Oh, ma questo dove cazzo è spuntato, raga? L'assistente dell'avvocato. No, era già lì da prima, fra. L'assistente Che cazzo l'ho visto? Con l'avvocato. Si è privatizzato con il pavimento. No, la sera difendo i diritti dell'avvocato e basta. Mi occupo solo di carta. È l'avvocato di avvocato, insomma. No, sarebbe l'assistente dell'avvocato, in poche parole. Andiamo a bullizzare un po' te, però, dai. Oh! Capo de cazzo. È arrivato in ritardo, però è comunque arrivato. Cazzo. Volevo sapere una cosa. Di. Buonasera caro. In segreto? Buonasera. No, momentaneamente ci Tutto sta un bene, altro lei? messicano in giro. Tutto bene, tutto Come bene. Un altro messicano? messicano in giro. Giriamo a sempre. campare. Ma dove? Purtroppo si mo arriva sta al sempre così. Mediterraneo. Ma Dici- dove? ma quello là? Che ci vediamo, va Sì. tutto Ma bene. dove? Ma come? Sì, sì. Abbiamo già Tutti preso, che abbiamo già ci fatto sono tutto, dati in tranquilli. cambio. Beh, che cosa hanno detto? No, che dopo il ticket ce lo devono levare, se ne devi un altro. Beh, fra, non pensavo fosse venuto no, a chiederlo se no per riesce. quello. Ah. Buonasera a tutti. Ma c'è, ma poi sono tanti che va a piare il mi, cioè, che fantasia c'è? Bravo, vabbè, sì, fra. Chi è quello che è caduto? Ma chi è? Ma chi è? L'altro messicano. Fra, ma è un... Un coglione, cioè. Dai, lo conosci, do. L'abbiamo anche pigliato oggi. Sì, sì, abbiamo pure preso. Ma è quello lì... quello che non sa parlare italiano?
Frate, Riccardo PG. Quella. Ma lei è zio? Chi è? Sì, è zio. Invece, sono io, sono zio, chi è? Oh, bello zio. Buonasera. Sono Vito, non so se ti ricordi. Vito, come no? Come stai Vito? Tutto bene, tutto caro? a posto, tutto a posto. Zio, Vito è un fratello, zio. No, ma lui l'ho conosciuto tramite amici in comune, sai, no? Sì, sì, sì. No, è un grande, grande. La prima volta Criminale più, criminale in meno. stavo ancora al Mollica. Non è il padrone del Mollico Assenza, o Il sbaglio? direttore, sì, il direttore. Allora Sì, vedi, mi sì. ricordavo bene. Beh, È sì. strano perché mi ricordo mai di nessuno io. Ma Tanto, allora, se ti incontro e non mi dici chi sei, non ti riconoscerò mai. Se mi dici Vito, già mi posso ricordare. Va, sì, sì. Ragazzi, buonasera. Avvocato, buonasera, come andiamo, caro? Tutto a posto? Buonasera. Voi che si dice? Messica, non vuole usufruire Stavamo bene fino a quando non arrivava lei. non avvocato. voglio approfittare. Ragazzo, te lo do il disturbo. No, tranquillo. Ma dov'è il signor Vito? Oh, qua. Va buono. Senza il cappellino, ma quello... Qualcuno mi ha tirato un cazzotto ed è volato via. Eccola. Dio. Va bene, buona serata ragazzi, grazie Vito, gentilissimo per, Avvocato, buona serata, caro. per questo gustoso open bar, grazie. Niente, sì. Va bene, buona serata, ciao Danny. Se l'IPRPB c'è aperto? Ma qua... Cazzo, sei aperto l'avvocato e chiedi le armi. Cazzo. Vai di là e vai a controllare, no? È qui la festa. Porca puttana, Michael! L'abbiamo presa, avvocato. Che cazzo hai Porca detto? troia, Michael. Oddio. Complimenti. Ma che è? Aspetta. Che è? Non ho capito niente, ho detto qualcuno se sa se l'IPRPB è ti aperto, mi hanno blocco un parlato in secondo. 40. Ok, IPRP, puoi chiedere secondo te al bar dell'avvocato? È lo stesso che vado a casa tua e ti dico, sta casa fa cagare, ne voglio un'altra. Mica ho detto dove devi andare all'IPRPB, c'è bro. Ho detto se è aperto, ho fatto una domanda. Vai al 439, tanto sono i miei grazie. amici e vai a controllare. Ok? Guarda, l'avvocato è il migliore. Ragazzi. Sì, forza Dai, al bar ragazzi. dell'avvocato. Gang. Sì, gang, vabbè. Tutti gang. Grande. Oh, Michael, scendi? Aspetta. Facci vedere sta macchina, porca puttana, te la devi in seretta, nessuno te la ruba. No, stavo Porca puttana, ha fatto i milioni lo stronzo. Un altro ricco è arrivato, ragazzi. Non ce li ho più i milioni, li ho spesi. Ah, sì? Non ci credo. Non ci credo. Compà sono zio Franco. Puoi aprire uno per bar, Franco. se vuoi. Aspetta che controlli dentro, scusate ragazzi. Scusate un secondo. Ma vedi, Franco squalo. Grande Franco, se sei tu ci sta. Conosci sto tizio qua, brutto, accanto a me. Qua. Occhio. Chi cazzo sta facendo un cappino nel mio locale? Che è un pompino? No, lo sapo. Qua stronzo, sapo, Non ho detto poi no. Ho detto i cappini. Oh, fumate fuori, strozzo. No, non ne faccio più con terapia. Perché dici Ah, pompino? nono che Franco squalo, so Franco, quello a fianco a te. Bro, non ci Bravo, Franco. Oh, zio. Su screen. Ho capito. Ma stai in occhietti, Evi? Sì. Aspetta, passo. È lui. Pensavo fosse Franco Squalo. Franco lo squalo! No, non è Franco Squalo, è lui, zio Franco. Zio Franco! Porca puttana, togli. Oh, bella giga, grazie mille. Dai, Anto, per favore, dai. Oh, Ehi, zio ma Franco! pensavo quel Franco. Mi pare un squalo tu, mi pare. Faccio io. Io devo fare l'ostaggio? Di no, messicano. Cioè, non so. Messicano! C'è quello che volete, basta. Oh, messicano! Devo fare. Madonna mia. Tutto offerto da Oddio, di no, messicano. No, di no, messicano. Sta dentro. Sta macchina ve la sequestro, raga. Ancora per la sua auto. Arrivederci, Messicano. Ve la sequestro sta macchina. Ti mangio un bacione, ti mando. Si vabbè. metta, sa? Chiudi No, No, ci serve. Vabbè, tanto l'ho aperta, vai. Va. Ok. Mi serve un altro spazio. No, ma perché? Vito, attenzione che qua ti mettono sotto, Un attimo No, solo. ma che? No. Oh, dobbiamo andare alla Mediterranea, ragazzi. Dobbiamo provarla sta cosa?
No, io non ci vado, Vito, sta un altro messicano, come faccio ad andare là se sta un altro messicano? Perché? Come? Ti Come c'è un altro confondi? messicano? C'è un sosia, Ma purtroppo. Ma veramente? momentaneo Aspetta. poi. Aspetta, scusa. Che senso? C'è qualcuno che quella mazza che tiene Vito se la dovrebbe prendere in testa. E mo' ci andiamo. Ah, ma è... Fatto. cheater? No, non è cheater, è un pezzo di merda che vuole fare il furbo. Ma aspetta. Quanto è stato? Stasera è stata sta cosa. C'è un Io altro pomeriggio... lui, in poche parole, c'è un infatti, altro ma io lui. pomeriggio ho visto lei, giusto? Quando ci siamo visti Sì, stava con me, sì. Ah, allora ok. Sì. Vestito in blu eri tu. Ok, no, perché non si sa mai, dico, che cazzo ho parlato io? No, Raga, mi concedete un attimo, mi sto appena lo pisciando vedi, sotto. Vito, amico. dici, tu sto personaggio qua, minaccialo, Vito. Ah, andiamo, che fa? No, io già l'ho minacciato una volta. Anzi, ci sono- entro, pago 10k e dico venite al bar dell'avvocato a spendere. Ah, fa. Anzi no, all'open bar, se c'è ancora, non lo so. Ma che open bar? Ce le facciamo pagare tutti quegli strozzi che becco. Ah, bello. A tutti, quello che dico io il regalo. Alla gente che dico io il regalo. Agli stronzi li faccio pagare. Scusami, signor Vito, però. No, vabbè, ci sta. Sono curioso di andarlo a vedere. Devo farci un giro? Vai, Magari vengo andiamo. con voi, dai. Una macchina con i vetri scuri serve. La mia teoria... Ecco là. Aspetta che c'è una punto. Quando c'è una punto io mi cago addosso. Più delle altre auto. Ecco là. Salve caro. Prego. Serve qualcosa? Certo che può. Prego. Siamo qui per questo. Salve. Buonasera, prego. Dove stanno i viola? Salve. Viola. Ma sono andati via. I fiori. No, non lo so, sto scherzando. Dov'è Bitcoiner? Ti cercano. Sì. Dov'è Bitcoiner? Dimmi. Vieni con me. Te l'ho detto. Oh, Tony? Mi è giunta voce, mi hanno detto che mi volevate rapire. O mi sbaglio? Ma sono appena entrato. Che No, ne so? in generale, te e il tuo gruppo hanno detto che il gruppo di Bitcoiner mi voglia rapire. Ma prima di tutto non è il mio gruppo, io sono a malapena sono a malapena uno scagnozzo. Quindi. Ok, ma hanno detto che comunque mi volete rapire. No, in realtà no. È buono il pollo, caro? Non lo so, ora c'era una macchina piena di ragazzi, però è andata via di là. Andavano in cerca di No, mi uno. hanno detto che proprio te e il tuo gruppo. Vai, chiamali. E chi? C'è anche una coca. C'è Claudio. Beh, la coca è sempre uguale da... Ciao zio Franco, grazie a niente. voi ragazzi. No, secondo me ti stai sbagliando perché sono appena entrato. Ci ha permesso questo. Sono venuto qua a fare un open bar. Vito, grazie. Oh, niente, raga. Scusa caro, volevo salutare un attimo, Vito, andiamo via. Caro, grazie mille, sempre un gran piacere. Figurati, anzi. Un abbraccione. Questo con l'arma in mano, non per... Quanto officina autosabato? Ciao, ho appena fatto un ordine, però non c'è nessuno. Se vuoi vengo ma più tardi. Quanto perdi? Una decina di minuti mi serve. Ora sto all'open bar dell'avvocato. Ha fatto l'open bar. Vabbè, in caso ripasso, ti richiamo dopo. Va bene. Ciao. Ciao. Carabiniere, dolci? Ah, È il carabiniere, no? Sbaglio. Ah, ok, infatti. Se permette c'è della gente che mi vuole rapire, quindi tengo la pistola in mano. Ma io non mi faccio nessun problema. Sono un carabiniere, quindi sto tranquillo io, guarda. Anzi, No. per favore, mi fa un favore qui. Adesso mi sente bene? Adesso la sentiamo. Ah, ecco, se la cambia del microfono. Perché sentivo tutto il contorno, ma lei no. Sì, vero. Quelli che mi vogliono... Oddio, porca puttana, proprio qui? Niente, va bene. C'erano qua il gruppo di ragazzi che mi volevano rapire, che bello. Ti aspetto. Va bene. Come Eccoli. vuoi. Viola. Com'è? No, non penso siano Giulia, loro, non ti conosco. Questi sono i miei amici, questi sono i miei amici. No, tranquillo. È un po' pericoloso, ragazzi.
No, no, anche lei sereni, comunque. sereni, è un carabiniere, solo che non è in divisa, però sta a posto qui. Ah, ok. Tutto ok. tranquillo, ragazzi, tranquilli, tranquilli. Ciao David. Ciao, bello. Vediamo Come qua. stai? Check, No, calma. tutto bene, dai. Guardami. Un po' di pappa. Ti ho visto che sei tutto elegante. Che cazzo hai fatto? Jimmy non gli piaceva. Dimmi, meno male, grazie. Ma vuoi usufruire dell'open Sì, bar? ho comunque fame, sì. Comunque fa. Vito. Ui. Allora, te la do sempre un lì, sai, po' all'autore- sparso, all'auto savage. secondo solo. Vieni qua. Come? Sei sempre lato savage? Sì, diciamo di sì, sto là fermo. Cioè non lavoro più quasi. Sto Ecco a così. te, caro. Ah, ho capito. Vabbè, più che altro poco fa ti cercavano, mi sa. Sì. Un po', Cazzo- un po' di cazzo movida, un po' di figa, perché qua dove si... Ma signor Vito ancora non ti ho offerto. Ma se vuoi chiede a David che lui conosce i miglior Dove è Vito? brasiliani. sto Oh, qua. Vito. È vero. Minchia, Vito, scusa. No, Questo grazie ce lo mille. bevevamo io e te. Ma chi è il sì. Blancos? Salute, caro. Salute. Clay. Non so perché Alla tua, queste cose. grazie ancora. Anzi, buona serata, grazie. Ciao, caro, grazie avvocato. ancora. Arrivederci. Arrivederci. Ringrazia Vito, ringrazio. Signor Vito. Allora, ringrazia Vito. Eccola. Oh, Qui, per Che? favore. Salve, signori. Grazie Vito, grazie. niente, grazie a voi di essere stati qua. Vabbè. Sembra contromano questo. Ma? Diavolo che ha fatto quello della moto. E niente, è così va. Sì. Va Sta sempre diventando così. calda. Va sempre così, tranquillo. me Questo c'è l'aspettavo. sonno. Dopo ci sarà una fase in cui sarà peggio con i diavoletti. Sì, esatto. Poi Ecco, spero di non beccarli di nuovo. Mamma mia, oh. Stasera. ragazzi, un consiglio, ci mettiamo qua sotto, guarda, poi davanti. Fermo, barbiere, sì. fermo, barbiere. Aspetta che io sono la scavetta. No, 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 bro, minchia. Avete visto? Pizz? Vuole fare... Poi lascia stare. No, 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 in realtà fate scherzo, Lascia avevo stare per dimenticato. favore. Carabinieri. No, 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 avevo dimenticato. Oh, ma c'è visto a Perché me questo- Axel? Cioè tu l'hai mai visto Axel? Salve, Sai che caro. questo è tipo ultra mega Salve. plurimedagliato. Sì. Salve. Che cosa la porta qua? E niente. Maresciallo? Non so in realtà. Tenente? Maresciallo no. Io ragazzi già ho paura, è arrivato con una Tenente moto, sovrintendente maresciallo. Allevo vice spazzino. Supertenente della galassia suprema? Protettore delle galassie di 7 mondi. Ma non capisco se lì è un crocifisso quello con le palline o... No, 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 no. No, ma quello è il rosario, con bro. le palline. Quello è il quello con le rosario. palline. Aia. Oh. No, no, buono, buono. Scusa. No, no, a posto, stavamo scherzando. Ma non sta cara, parlando, Gente, ma si fa così? Vabbè, la fondina senza texture. Bene. No, ma va Mi ha sereno. fatto male, cazzo. Cugino di Jimmy si deve calmare. Oh, è vero, mi somigliate. Sono uguali. Oh, Jimmy, dammi 1 milione, Jimmy. Jimmy, Ah. la presti 1 milione? Bello. Conoscete la lingua dei segni? Perché Aspetta. secondo me non parla. Così si vola. Grazie mille per il like. Oh Vito, le corde. Lo Vabbè, so, penso che ma non me ne frega niente. Vabbè, è meglio, meglio, così capiscono tutti quelli che Ogni abbiamo una uguale. che sono qui. Ah no, non Però- è uguale. No. Lui c'è la cover. Anche questo ce l'ho. Aspetta, facciamo tutti iPhones. Questo ce l'ha? Ah no. Lui è più grande. Tu puoi fargli una fattura, No. G, va. Aspetta. Oggi sto full. Finché una Barbie. E niente. Capo. Salve ragazzi, Si prego. sente? Sbrebox. Open bar, offerto da vita. Maresciallo non ci prendi. Maresciallo, una picchi Pistole, picciole. Gucci e Fendi. Oh,
Attenzione. Niente. Aia. Oddio. Oh, il maresciallo si è incazzato. C'è un ben bar, sì. Sì, prego. Ah, andiamo via da sti crucchi, dai. Open bar No. aperto, open bar. Ma c'è dal maresciallo tutto fatto il maresciallo. Sì, bravo. Quello che ha ritirato ai banditi l'ha preso lui però. Gli è salita male, tutto lì nascosto. Ed ecco qui. Per farla contenta, visto che non gli ho dato il 10 per 10, va bene? E stiamo. Ecco a lei, caro. Che è successo? Oh, via del cibo, è gratis. Eccoci qua. Un ringraziamento va a Vito, sempre. Grande Come Vito, sei un top di gamma, Vito. Chi è Vito? Top di gamma. Ragazzi, Buonasera. Buonasera. Oh, bello. Vito le puntito. Bravo che sfami i cittadini. Dove stava quello là? Come cazzo si chiama? Il carabiniere? Chi? Il maresciallo, lo vado a prendere subito il maresciallone. Maresciallo Ferri. Meno male che Vito c'è. Il signor Vito. È Maresciallo. di là. È di là. Maresciallo, lo vedo un poco È assente. un bar. Posso, Poi maresciallo? questo si è fatto l'abito super premium. Maresciallo, ma lei non deve prendere quello che ritira dai banditi, sennò gli sale tutta male. Guarda com'è salita male. Sei un pezzo di tronco. Aspetta, che controllo. Sai cosa vede? Vede gli aeroplani che volano qua, i Vede draghi. vede draghi. Cerca di Tremolozzo, prenderli. i draghi. Cerca di prendere gli aeroplani. Niente. Sì, no, tranquillo. Ho capito. Ma fai T/me parla. Cioè scrivi qualcosa. a bar. Sta a posto. Fai Sentiti T/me. un attimo, che così ti cala. Aspetta. Allora, chi abbassa prima le mani perde, va bene? Batti 5. Chi abbassa prima le mani perde. Aspetta, Luttalo, adesso. luttalo. No! Noi stavo scherzando. No, raga, ma in ogni caso Ma è il nuovo, secondo maresciallo... me si sarà vestito così e Maresciallo. basta. Sì, infatti, vabbè, basti lasciare che qua c'è Maresciallo odore. lei ha vinto. Complimenti. È un boss maresciallo. Un boss. Salve. Povera Quelli macchina. sono i riconoscimenti per quante rapine ha fatto. Ma la stanno sfondando. Quando ammazza i marescialli si prende i vestiti. Ma poi c'è la croce di sangue. Sì. Secondo solo. Allora. Prego. Salve. Prego. Un Salve. attimo solo. Buonasera. E prego. Salve care. Prego. Di nulla. Questo è l'open bar qua. Sì, faccio io. Un attimo solo che ho il conteggio. Ragazzi. Più che altro dammi più cibo perché sono pieno di eccalla. Oddio, ho sbagliato. Ho sbagliato. Forse volevi cacciare il telefono. No, dovevo fare un altro tastino. No, mi Comunque, riesci a dare solo cibo per favore? E niente. allora, Alle tasche come le borse delle donne. Niente, guarda là. Può capitare. No, ma è così che va, capito? Ovvio. Quanto stiamo? Come va la avvocato? serata? Mi sa che abbiamo finito, Lei è un po' caro, secondo me, avvocato. Io? Porca puttana, tutta la città è arrivata. Signor Vito, che cazzo dici? Vito, comunque abbiamo Vito, concluso. Vito, piacere Pasquale, lavoro anche io qui, piacere. Ah, ok. Piacere. Lavora da tanto o da poco? È un mesetto più o meno. Ma Vi, tu hai preso? Di qua, tu non hai No, preso? niente, io no. niente. Appunto. Che cazzo facciamo alla fine? Per la gente qua. Spendo 50k, non prendo neanche da mangiare, va. Facciamo sposo senza mangiare. Ti posso dare tanto o hai paura che ti scada? Non lo so. No, va, quanto quello che ti serve. Vabbè, vado. Mamma mia. Un attimo solo. Oh, se finalmente. Aspetta. Sta buono, sta.
Bene, nel frattempo. Stanno picchiando il maresciallo. Ah, a posto, prego. Ah, così? No, grazie. Ma è un falso Hanno maresciallo, è trovato solo il vestito, non è maresciallo. come sacco lo stanno usando. Perfetto, ottimo lavoro. I ragazzi. E ne Complimenti. riportano fuori. Complimenti, Grazie, veramente. grazie. Grazie a lei, signor Vito. Niente, niente. Allora, 5. Va bene, basta così. Oh, ma l'avvocato tutto a posto, non è l'avvocato. E sa, non è che tutta la polverina bianca è Il buona. maresciallo... Ma non pestatelo, basta, dai. Il maresciallo si poveretto. autoarresta adesso. Te lo mette e dice... Guarda, non state I suoi problemi, diritti, i suoi lasciamo diritti, stare. ha il diritto di rimanere in silenzio. Andiamo sul Cilia. Guarda, se si abbassa non lo vediamo. È vero. Oh, Dov'è il damn! maresciallo? Ah, eccolo lì. Ah, eccolo. Eccolo, Sacco pieno, Bubo7 te ci sta sacco facendo. vuoto. 38... Posso provare una cosa? Aspetta. 1, 2, Prova. 3, poi 4. Beh, ragazzi, io vado via. Niente, il maresciallo è stato sciacquallato. Teletrasportato. Capito? Arrivederci. Vado a Vito. farmi un giro. Grazie, Cioè, grazie per la Grazie Vito. Niente, raga. Ciao. Aggiorna l'obiettivo. Vito. Uè. Non vi... Perché quando ti chiamo non... Perché quando ti chiamo non... Perché sei entrato qua al PC, perciò per primo. Ah, ok. Sì. Ecco perché ti chiamavo e non rispondevi. Ah, sì. Ma non... Come si dice? Sono passato di là al volo, non ho visto bene, ma non so se c'è. Al Mediterraneo dici? No, c'è nessuno, è passato pure io. Mediterraneo aperta. Prima si sono No, non presentati- c'è stancane, se andrai proprio dentro, se non entrai. Ah, ok. Dai, i cancelli aperti. No, siamo passati da dietro, si passa da dietro. Ah, ok. Ah, sì, da là, sì. Cecco buono. Si sono avvicinati due, fermati, siete puntati, io stavo fermo col mitra in mano. Ah. Bucare là. Però si siete messi a sparare. Oh, dimmi. Oh, Chad, l'obiettivo sta aggiornato. Non stiamo a fare una roba, arriviamo. Ci ha chiamato Marco, dice, sta al paradiso. Paradiso, dai. Ora sorto. Ma che cazzo. Ah. Oh Vito, comunque mi voglio sentire con te fuori città, voglio chiedere un po' di cose. Ok, quando vuoi. Cioè, quando vuoi, basta che non mi scrivi di notte, va. No, di notte dormo di solito, stasera è proprio un caso che sto in piedi ancora questa. Ah, ok.
Quello quando vuoi, quando vuoi. Mi sa che altro, anzi, mi sa che vado proprio. Sto nonno. Ma ci sto cazzo da fare, cioè, ci sto cazzo da fare. Però tiene ragione, porco due. Siamo 96 persone, mamma ma. Ma saranno venute un po' di persone però saranno forse scarsa una cinquantina, ma neanche. Ma sei ancora tu a Molli Cassenza? No, no. Ma ci sta ancora il locale? No, allora l'avevamo lasciato, è stato un po' chiuso, poi un altro ragazzo l'ha preso, però poi subito dopo è sparito. Tipo una settimana è sparito. Bene, fa piacere. Quindi boh, non lo so, non lo so. Che si impalla tutto sto merda di TikTok live, oh, che palla. Oddio, devo trovare una soluzione qua, Messica, io ti dico la verità. Finché tu stai qua, sto qua con te, ma poi appunto pure mi sto cagando la minchia io. No, con tutto il bene, noi poi a me mi hai conosciuto con Siberia. Sì. No, lui mi ha conosciuto con Siberia. Sì. Sai, Siberia non c'è più. Beh, sì. Felice, io e Felice, che Felice è mio nipote. Non so se l'hai conosciuto, se c'è avuto modo di conoscerlo. Ma sì, Felice sta in giro, ogni tanto lo becco dall'officina. Felice è mio nipote. Ok. Io, Felice e Don Mike ci siamo tirati su una bella squadra, ma purtroppo, cioè, tra chi è entrato in fazione, tra chi ha cambiato città, tra chi ha proprio cambiato tutto. Ma ora Felice sta in fazione. Felice sta in fazione, l'ha fatto per bene di tutti, ma se doveva fare i cazzi suoi. Sì, questo è vero. Ma probabilmente non so fino a quando durerà sta cosa. Sì, vedo Quindi... che sta, non sta, cioè voglio dire, entra ogni tanto, va, però tipo ieri non l'ho beccato per niente, oggi neanche. Ma anche tu stai in fazione con lui? Stefano? Sì, cioè lui che sta con me in realtà. Sì, vabbè, infatti capito. Stefano? Lo so, sì, no, ieri non c'è stato niente, oggi non c'è stato, Dove sei con la perché oggi macchina? sta nella città mia. Ok. Nella città mia reale, fuori da qua, insomma. Sì. Aspetta, mi stanno a parlare in radio. Va. E quindi non c'è stato. Diciamo che Però, quella cosa che raga, volevate fare, secondo me, ci stava, era bella, è solo che dovevate crearla, che dire. no, ma Vito, ti dico la verità, cioè noi abbiamo tirato su una cosa veramente da paura, ma non è tanto da paura perché chissà che cazzo abbiamo tirato su, ma veramente tra lui e Don Mike hanno fatto un lavoro eccezionale in così poco tempo, poi senza esperienza, proprio zero, anche perché io qua ho iniziato con Felice e qua noi abbiamo iniziato proprio con le basi tipo di zero, Felice proprio zero, sotto lo zero, è stato un grande, cioè io Felice Sì, lo mi ammiro da ricordo, morire. ma certo. Mo, parlando dentro città ma anche fuori città, ha tirato su una squadra, una situazione per tutti al top, però No, purtroppo sì, ognuno quello ha sì. la capoccia sua. Raga, io vi saluto, vado. Tony, bacione caro, ci sentiamo domani, Ciao, lascio il portone aperto qua. no, Sì. no, tanto la macchina già sta, zombamo. Ok, vabbè, dai. Lascio chiuso qua. L'importante è che, aspetta, casa là è chiusa là. Secondo me potevate fare qualcosa di più grande. Crearvi qualcosa e fare... Guarda, comma te lo dico sincero, cioè, nel senso, mo parlando off un attimo, creare una fazione, investì qui, non è una cosa che a me mi è andata a fare. Cioè, a me non mi va da investire su un posto dove sì, va bene, ok, ci sto, mi piace, tutto quello che ti pare, ma... Vabbè, ma eravate tanti, capi? Cioè, non era tantissimo quello che dovevate fare. Sì, ma hai capito, cioè, creare una fazione a zero, hai capito quanti cazzi c'hai dopo dietro? Ma dai, ci stanno un sacco di cazzi dietro che a noi non ci andava, cioè, Vabbè, non ci sì, andava dovevi bene da fare. rispettare qualche puttanata, va, diciamo così. Cioè, noi siamo nati così da niente,
tra virgolette, cioè noi avevamo portato dietro quello che era dei Fox, Sì, insomma in sì. Siberia, abbiamo portato tra virgolette avanti. Oh, Ciao ci comba, un vediamo. bacione grande, voglio bene. Ciao ciao, bra. Abbiamo portato avanti il loro, anche perché noi nel senso siamo persone serie, capito? Cioè non è che ci piace Ma sì, io li conosco tutti quanti. fare cioè, li conosco cazzate. tutti quanti. Noi abbiamo conosciuto Siberia lì dietro. Mi E ricordo. dal primo giorno che l'abbiamo conosciuto, cioè, e anche per quello che era, ci ha rispettato tantissimo. Quello che era sì. lui e quello che eravamo noi ci ha rispettato tantissimo, ci ha dato tanto e ci ha cresciuto proprio come dei figli, te posso dire. Sì, sì. Però è peccato che non si trova gente con la stessa serietà, insomma. Vabbè, non sono tutti quanti portati a fare sta roba. Oh, che facciamo? Andiamo a fare un giro. O di dire andare via. Guarda, considera mi sto a fumare, ho acceso una sigaretta per parlare con te, ma Ah, ok, vabbè, allora. e finisco sta sigaretta pure io e me ne vado. Non ci stava cioè ne abbiamo fatto un giro di tutta la città con Tonino, non ci sta, Non sta ci sta niente. nessuno. Sì, lo so. No, non c'è Ma nessuno, tant'è che non sta anche neanche questo. scrivendo Capito? nulla. No, ma anche queste, capisci? Cioè, è una storia che non... Te lo dico proprio sincero, cioè, tutti sti troller, tutta sta gente che caga il cazzo, inutilmente. Purtroppo questo succede in città con passaporto importante. Ah, beh, certo. Mi dispiace, ripeto, perché ho iniziato qui un'esperienza che a me mi ha cresciuto tantissimo. Qui a me rimarrà sempre il cuore mio, Ah, Però anche io sono molto propenso a cambiare città. nel Cambia senso città. che Sì. Purtroppo che ci devi fare? Se non puoi, sai cos'è? Che tu se ti affezioni a qualcuno, cioè affezioni, voglio dire, se passi del tempo con qualcuno e poi quel qualcuno va via, sei propenso anche tu, capito, a non stare più, Sì, ma noi non so se hai conosciuto Don Mike. Sì, lo conosco. Anche Don Mike è sparito nel nulla. Domenico, che per un periodo è stato all'autodromo, anche Domenico è sparito. Cioè, Siberia non c'è più. Cioè, capisci che mi trovo anch'io spaesato. Anche mo Felice è andato su una città proprio diversa, proprio su un'altra cosa. Ha seguito un po' le orme di Siberia, insomma, via. Per farti capire. Ho capito. Cioè mi trovo proprio un po' così da solo, tra virgolette, non me va. Ho iniziato un'esperienza qua che era tutti quanti insieme e ritrovarmi così è un po' brutto, va, sì. Sì, perché si era creata una cosa bella, molto bella, si era creato un bel gruppo. Felice sì. è stato proprio spinto a fare la scelta sua, non è che l'ha voluta fuori, è stato proprio obbligato a fare una scelta. Lo so, le l'hanno detto. Le hanno imposto. E quindi cioè, è una situazione, capisci, come uno va da una parte, uno va da un'altra, ci si perde, è peccato. Ma è quello che ho sempre detto io, cioè se dovessero andare via tipo il Tonino oppure qualcun altro che conosco benissimo, purtroppo cioè, non ci sarebbe nulla che mi tiene qua, capito? Cioè per me sta a tenere qua, ti dico la verità, un po' Felice che viene, ovviamente Felice per me è tutto anche fuori. Ma oltre a fuori, cioè qua dentro abbiamo conosciuto Tonino, per me Tonino anche lui è un grande. Tonino è un fratello, cioè mi ha accolto il primo giorno. Ecco, vedi, come per me Siberia. A me già quando se n'è andato Siberia mi sono trovato male. Considera che il Billionaire Mo è mio. Ok. Cioè lo gestimo io e Felice, è nostro, come noi direttori. Però è tutto un po' pesante, tutto un po' difficile, capisci? Cioè ci ritroviamo col pesce in mano proprio. Bah sì, ho capito. Ma è la stessa cosa che c'è, come ti ho detto, per me con lui o gli altri ragazzi, è la stessa cosa. Poi Felice, l'ho conosciuto il primo giorno che è entrato. Cioè è stato un grande quando l'ho incontrato, l'ho rapito, l'ho messo in un furgone e l'ho portato qua a fare domande. Capito, cioè nel senso abbiamo creato una cosa da zero proprio a livelli estremi, si può dire. Nell'arco dei 3 mesi noi abbiamo tirato su una cosa che ce ne vogliono di più. Ci voglio più esperienza, ci voglio più tempo. Noi senza esperienza, senza niente, per carità, ripeto, con l'aiuto di Siberia, comunque anche un po' seguendo le orme sue,
Sì. Abbiamo creato una bella situazione. Purtroppo siamo stati bloccati così e obbligati a fare delle scelte per il bene di tutti. Bello, Antonio. No, per Sì, carità, è vero. ripeto, io felice è uno, anche tu, chiunque esso sia, chiunque lo conosce al primo giorno, certo. cioè può andare nudo ma tanto non te incula, capito? Sì. Però ripeto, quando sì, ok, puoi essere bravo quando ti pare, ma quando te li trovi così ti rompi il cazzo anche di dedicare il tempo, ti dico la verità. È vero. Non è sempre uguale, va. Ma no, cioè, tu tiri su una cambiato, cosa, fai una fatica a tirare su una cosa, a tirare su ragazzi, cioè, no, cioè, felice, ti dico che insieme a Don Mike, a me, mi trovo su gente presa proprio così da per terra, se vuol dire. Sì. Macchine, sordi, situazioni, fiducia. Ma mi ricordo. Ah, voglio. Capito? Poi ti rompe il cazzo, quello che si fa i cazzi su, quello che te incula, quello che fa le fazioni, ma che cazzo sta a fare? E qua dietro, oltre per carità a quello che è, ci sta il tempo, cioè il tempo è denaro a casa mia. Sì. Se perdo del tempo, voglio essere tranquillo, voglio essere felice, voglio averci la voglia di fare una cosa. Io ci mi sto cacando la minchia proprio, ti dico la verità. Ma sì, è un po' così. Poi che ti dico, non lo so, ecco, poi altri due di noi se ne sono andati, hanno cambiato città. Sì, vabbè, ci stiamo, ma stiamo però anche in un'altra città. Cioè, Sì, che capito? fai? Cambi città, inizi tutto da capo. Capito, apposta io dico, ma dico, dove cazzo andate, porco due, ma che famo? Abbiamo iniziato una maniera e poi andate su un'altra città. Però ognuno di noi, cioè, è ovvio, Vabbè, anzi è obbligato a fare, ecco, è obbligato a sentirsi libero di fare quello che vuole. Ah, voglio, certo, ci mancherebbe. Però ripeto, è un peccato, ma è normale pure, arrivi a un punto e ti rompi i coglioni, capito? Sì. Cioè io voglio essere uno di quelli che arriva proprio fino alla fine, proprio all'orlo della situazione e vaffanculo. Cioè, Sì, quando mi cago la come... minchia. Ma sembrano tutti quanti... Boh, che te dico io, non lo so. Io penso di restare ancora un po', però vedo, perché se poi la roba non va come va deve andare, nel senso che mollano tutti quanti, boh, bisogna vedere un attimo che fa. Certo, ma è normale, ma se ti ritrovi da solo ti rompi il cazzo, dici vaffanculo, mollo anch'io, capito? Sì. Cioè certo, se tutti quanti ci organizziamo a fare una situazione tutti insieme è diverso. Se poi ognuno si splitta che va a fare ognuno una cosa sua, ne è un altro. Io preferirei sempre fare una cosa tutti insieme, cioè se si organizza e dico facciamo tutto quanto su un'altra città, andiamo. Anche perché se mi devo ritrovare da solo non me va. Ma no. Però ripeto, non è abbandono, arrivederci. Malincuore, ho fatto un'esperienza bella, molto bella. Però che cazzo è? Macchina. Venuto. No, da dietro. No, fate il giro. No, aspetta, mi sta per passare qua. Anche perché tramite gli occhietti Lo so. ho saputo che è venuto qualcuno qua. C'ho sto problema qua degli occhietti che... Sì, esatto. Ma non penso, va, mo vediamo, aspetta. Dobbiamo fare un giro. Facciamo fare un giro, va. Stanno dei scemi. No, non c'è stanno dei scemi con. Ci stanno dei scemi con una scalare. Girano da qua intorno? No, stanno a fare prima scemi in città, ci hanno puntato a Mettonino, ma ci hanno preso il cazzo subito. Ah, ok. Aspetta. Vai via. Vediamo se c'è qualcuno, ma non penso. Ma che giù sta un cane. Di qua si sentiva. Ma stanno con la motocicletta stavano. Sì. Vediamo di qua.
anche perché se entrano dentro il ghetto si pigliano proprio un bel fermo. Ah, sì. Qua non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. Il candro potremmo girare anche mascherati perché non ci sta manca la polizia. Ma sì. Quanto sta? Una con l'FDO. La polizia. Sta uno, non vado. Sì, ma tu guarda che peccato, cioè di sabato sera non ci sta Eh sì, sabato sera c'è 86 persone, ci sta una croce rossa. Che Cioè, secondo capito? me... 86 persone Ah, significa bravo. 0. Ma sì, ma secondo me anche questi 86, io lo penso, sono convinto, questi 86 non sono 86, No, manco secondo me. proprio mi gioco tutto quello che vuoi. Oh, anche perché sempre 86 persone, sempre 86 persone. In un Cioè, modo o dovresti nell'altro li devi vedere gente incontrare. che gira, no? Voglio dire. Li dovresti incontrare a prescindere. Cioè, la città è questa. Ecco, 3 di noi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caremo via. Bro, ma... Va bene, però... No, ascolta. Alza ste mani, caro. Aspetta. No, non ti uccidono, alzi le mani e ti fai lutare. Domani vai in caffetteria. Oh, Carlo. Va, per carità. Oh, Poi, che è successo? ma c'è cose incredibili succedono. Bug di fianco se vuoi, c'è lì i bug. Dov'è? No, aspetta. Niente. Vai, medico. Vuoi Pure scendere? poco. Mi dispiace, Vieni. medico. Come ti pare? Vogliamo scendere? Vai, No, vieni, no. sono amici, sono amici. Cazzo, sembra una riunione. Ok. Se io dico che non dovete sparare, non avete capito un cazzo ancora come funziona qui, che comando. Aia. Ci sto io qui, se io dico che non dovete sparare, punto, no che sparate. Lui 8 ore verrà è bannato intanto. Comunque non ho sparato lui, mi sa. Sì, è sparato lui, è Ah, sparato lui. ok, vabbè. Restalo, medico, restalo. Ok. Adesso gamer per favore. Com'è che si chiama? Gamer? Alza. Posso spiegare, per favore? Sentimi a me, lo so, hai perso l'azione, Sono venuti, hanno ingaggiato Ok, 2 volte senza... domani fai vedere la clip e ti diranno tutto. 4 ore che sono in assistenza, ma in modo stiamo Raga, l'assistenza, raga, alle 2 di notte voglio Ciao bene, ragazzi, ma no. buonanotte Bog. Ma a parte, aspetta, ma quando è finita l'azione? Aspetta un po'. Quando è Non finita? è neanche iniziata, perché c'è questi arrivano... Ok, l'azione è annullata perché c'è stanno 0 FDO. Punto. Gli date gli roba e finisce così. Non c'è bisogno di andare da nessuna parte. 0 FDO, che cazzo d'azione fate? È vergognoso, arrivano e Vai, sparano gli a date la vista. roba. Sparano a vista. La sim rimane bannato per 8 ore, naturalmente. Poi guarda, ho la clip, un ragazzo che non c'entrava niente è arrivato e mi ha lottato. Ok, c'è la clip, raga, domani si controllano. Adesso no, raga, adesso non controllo niente. Cioè, t'hanno ridato la roba, Camus? Io ho una pistola 50. Camus, ridategli la roba a Camus per favore, che ci stanno 0 FDO, Cristo. Ah. Dimmi. Ma vedi, se la sim non faceva il coglione, la sparagli davanti a me. Ce l'ha una sim, sì. porca puttana. Io ho Ma lottato 3 solo ore uno. che fa Ma restare spara, fa restare spara. A chi No, che ma non devo mi frega un dare? cazzo, ha sparato davanti a me, non devi sparare, se ci sto io, non c'è bisogno di sparare, ci sto io. A te, a Però, te. Sì, quindi a me rimane avevo bannato. pistola e avevo Dategli quello tutto, 45 e l'azione non viene nemmeno vista perché è 0 FDO, raga, non si fanno fazioni. Quindi se vedete i campi... un po' di roba ce l'hanno sim del loot. Vabbè, adesso dopo gli Ma comunque quando abbiamo iniziato non c'erano 0 FDO, quindi... quanto? Una? 2? Ma non mi ricordo. Raga, io c'ho log di tutto, quindi possiamo vedere tutto. Ce Se n'è mi volete adesso- lamentare, me la dato entrate in quello che ho caffetteria lottato. davanti. Scusa. Lo dirò su. Medico c'è... Scusa. Dimmi. Lo Ce n'è dirò su una o tipo no? da 10 minuti. Posso divertirmi anch'io o dobbiamo discutere ancora? Ok, ciao ragazzi. Bella Bog. Ciao. Vabbè. Oh, chi è? Messicano. Domani avremo Oddio, medico. una lista di cose da fare domani. No. Sì, questo è sicuro. Ancora Domani. Continuano a dare la roba comunque.
Cazzo c'è il messicano? Non è messicano, non è messicano. Oh, Gullet. Quello bannato. Anche a te, raga, A me domani. mi hanno preso dispositivi letterali. Ha banato Nasim che ha luttato. Guidoni. Ha banato Nasim che ha luttato. Vabbè, andiamo. Non è messicano. Lo so, Quello è quello che si sta a fingere per messicano. Ma io quello voglio via però. È Riccardo De Giù, sì. Ma ha rotti i coglioni sto scemo, proprio rotti i coglioni. Oh, Fra, ma tu Stasera prima stavamo io e Tonino al ghetto. Lui viene in occhietti a guardarmi e viene là. Arriva, devo farti una domanda. Ma io posso comprare un PG custom? Fa Tonino. Certo che puoi farlo, è libero, ci paghi e basta. Quello che fa va a prendere il PG uguale a quello di Tonino. Sì, ma sto scemo? Hai capito perché ha fatto così? Per far che cosa? Perché ha fatto così perché l'altra sera l'abbiamo portato sotto al ghetto con Tonino. Ah, ok. Quindi voleva fare che se la giocava con Sta ancora ghetto. qua. Mannaggia. Aspetta un attimo. Sì, ma c'era già uno in città. Io ho sbagliato a metterlo. Sì, Riccardo, non dovevi farlo, Fra, sei venuto prima, tu sai dove? Ti sei presentato e gli hai chiesto pure se potevi prenderti il PG e che fai? Ti prendi lo stesso di quello? Ma ho sbagliato perché era quasi lo stesso nelle Sì, ma tu non devi continuare a andare in giro con sto PG, forse non ci siamo capiti no, allora. Ciabatta ha detto sì, Ciabatta, mi dispiace. Ma non penso proprio, mi invece tu dispiace mi- per te, mi ma non è sembrava il così. nonno, Ma infatti. non è Sembrava così, Don. ma non è così. Andate in caffè e chiedete. Ma non è L'altra così. volta non era lui. Tu l'altra l'altra sera volta sei è venuto al l'altra sera. tu l'altra Ma la sera. cosa sai cosa è successo più che altro? Minchia, ero là con la macchina, cazzo uno mi punta, mi spara e mi Scusate, butta. scusate Perché se vi trombare? disturbo. Potete dirmi cosa ha questo PG? Se posso chiedere. Cioè la pelle, la pelle. Lo so, perché non può averla? No, è una domanda. Perché ce non n'è lo so già un perché. altro, essendo custom. Che è importata, Vabbè. quella è importata, puoi averne solo come le auto, puoi averlo Ah, solo ok, tu. ne può avere solo una. Solo una persona. Eh sì. Di quel tipo, capito? Quel modello, diciamo. Ma puoi ce ne averlo sono solo uno. migliaia, Fra, lui è Appunto. venuto il bello è che prima è venuto in occhietti a vedermi dove stavo e me l'è venuto a chiedere di persona. A me e alla persona che È stava. un bambino, è un Ma bambino, perché è un ce l'hai bambino. te? No, c'è stava quello che stava con me. Ah, ok. Infatti quando l'ho vista a terra ho detto ma che cazzo ci fa qua? Vabbè, però lo dicevo, nonno, però nonno scusate, non però io di rispondevo. quella del ragazzo ciccione non viste tipo 3, Ma raga, ma non si può fare sta cosa, però. Salite, andiamo. Perché tanto domani- cioè, tu lo acquisto per essere vabbè, diciamo, quello sì, unico, quello capito? sì, però non è un problema suo, secondo me, è un problema di città, ragazzi, sono gli staff che dovrebbero Ma farsi. combatte, ti dico la verità, con c'è stato sicuramente un problema, ma ognuno. No, Oh! Non mi parlare sopra. Io Ti dico che io ho saputo che comunque. Niente, va bene, fatelo parlare. Parla, dai, Io ho parlato con Ciabatta, gli ho detto E mettete la ciabatta, a me ne devo a fanculo, va. Dai, via dalla macchina e va, sta a parlare. Allora, ti sto dicendo, mo se posso parlare, perdonami, caro. Mi sorte il cazzo. Facciamo parlare a lui, dai, facciamo parlare a lui. Io ho parlato con Ciabatta, gli ho detto c'è stato un errore che già c'è un altro con questo personaggio in città. E lui mi ha detto guarda no, possono averlo tutti. E io ho detto sicuro? Lui mi ha detto sì. Qui che è quello che comanda Tenente Ciabatta, quindi Sì, ma per quello che fa la persona, tu non puoi, Fatti Fra. un secone dietro i pixel, dai, fatti un secone. Ma per quello che fa, non Comunque, puoi. raga, cioè, vi dico la verità, da quello che so io, è stato già parlato fuori città di sta cosa. E un pad è per ogni persona, non puoi replicare come le auto. Quello lo capisco, questo ti dico hai ragione, però secondo me dovrebbero farlo rispettare gli angioletti, non è colpa di chi E lo prende. infatti probabilmente è stato un errore dell'Angioletti. Esatto, però ma è stato secondo fatto. me- Niente, deve parlare su sopra questo. No, Ma tu, te no, ne vai via no. dal cazzo. Ancora quest'altro, questa uscita tossico, ancora continua a dirmi ciabatta, incredibile. Vabbè, ti stavo a dire, secondo me però questa cosa qui dovrebbero risolverla loro, non è colpa di chi lo prende. Sì, Ma sono sicuro, ma infatti questo te voglio dire, probabilmente è un errore di loro, è un errore loro. quello è appunto, se ragazzi, tu vieni da me, però se tu vieni da me, vieni al ghetto, o comunque esso sia. Sì.
vedi che io sto vestito in quella maniera, sto in quella maniera, ma tu perché devi replicare la stessa cosa? Quello hai ragione, quello hai ragione. E allora, compadre, però, che cazzo stiamo a parlare, capito? No. Cioè, stai a fare però una secondo cacata me pazzesca. non ve la dovete prendere con lui, ma con... No, io mo adesso guarda, non me la sto a prendere con nessuno, Ma Però- pure lui, fra, Ma lui è bello pure che lo lui. sapeva, Lui lo conosce pure chi ce sapeva, l'ha, lo capito? conosce, l'hai venuto pure a chiedere. Vabbè dai ragazzi andiamo. Vabbè ragazzi, una buona serata, ciao belli. Ciao ragazzi, ciao. Aiuto, aiuto! Infatti Ciccio, no. Tutti nella mia macchina, vai, vai. Oh, un passaggio volete, raga? Non ti puoi mettere la maschera, è un casino. No, ma raga, dai, salire, dai un passaggio. No, sì, Sì, ci sì, sta, andiamo. ci sta. Ah, ok, come volete, raga. Ah. Dove ti lascio? Si sborracchia. Ma vanno con loro. Niente. Sborracchia. Ma la colpa non è fondamentalmente, sai che non è manca sua. La colpa è di chi ha permesso di farlo. Bravo, sì. Che cazzo, te lo dico io. Cioè, sai che quello là c'è tutta quell'attività. Anche perché io non mi vorrei sbagliare, ma so che uno è singolare, cioè tu acquisti quello e finisce lì. Che io sappia sì, di regola sì. Quello che so io, poi ripeto, io sono ignorantone in tutto. Però da quello che so io, un pet è una persona. Boh, basta, Ma no? di Tu regola la puoi dovrebbe replicare. essere così, capito? Anche perché io lo parlo. Ma poi per essere ma tu poi personale. esplicitamente fai in questa maniera, cioè tu vieni al ghetto, vieni a parlare con una persona, vedi sì. che è vestita in quella maniera e tu richiedi lo stesso pet, ma allora sei proprio stupido. Ma infatti, non te l'ho detto, stavamo in occhietti quando è venuto. Io ti dico che il messicano è andato a parlare in applicativo e gli hanno detto. dato la ragione, gli hanno dato. Quindi, non lo so, lui continuava con quella voce da mezzo tossico a parlare di sto ciabatta. Cazzo, vabbè. Sì, Oh, vabbè, il voglio ciabatta essere è uno... No, un admin se non sbaglio. Non lo so, non lo so, però vedi, queste sono tutte cacate che non devono Di succedere. regola non doveva succedere, hai capito? Cioè. Esatto, hai capito? Cioè, devi stare sul pezzo. Ma perché Come fai una comunque cagata tu del non puoi genere? fare quella cagata che ti dà il pad uguale di quello di Tonino. Anche perché l'attività che fa da Tonino è sua, cioè voglio dire, è un'attività particolare. Ma poi vedi la gente, appena lui si accosta, cioè tutti lo scambiano per Tonino. Bravo, sì, bravo. Ma che sta a fare messicano lì? Oh, ma guarda, è arrivato messicano, Bravo, cioè, capito? Capito, ma perché ti devi comprare un PC invece puoi comprare un coso di 5 euro che ti piace? No, qua abbiamo ancora la maschera, aspetta un attimo. Che stanno a fare? Ma alla fine che è successo? Spiegateglielo voi. Un altro casino qua. Salve. Su internet e cerca quello che... come cazzo si chiama? Mu vedo a su cosa, no, mannaggia una. Signorina, non ci arriva, quello è il problema. No. Come si chiama? Voi lo sapete? Io non mi No, ricordo. non lo so come si chiama. Ma basta cosa? scrivere stand per Vabbè, supporto. Stand, sì. Diciamo che, Boh. sì, diciamo che non è molto intelligente. Ma perché io l'ho scritto in tedesco, quindi non so in italiano come trovarlo. Che senso tedesco? Perché scrive E io abito in Germania. Ah, lei abita in ma Sciama, tu sai parlare No, tedesco? cioè, come si dice? Mafiosi e Lo capisco, banditi. cioè lo capisco a parlare, no. Dolce, come si dice? Costa 10 euro, l'ho trovato, me lo prendo pure, domani No, che vedi? Ma se non scendere su quattavo fuori. Questo è PRP. 15. Dai, Tu poverino. vieni vindere. Poverino. Siamo rilevati. Ma non lo pensare, a me mi servono le giudiche di Oh, questo. Io vado su al bar de Brut, vieni con me? Ma buono i pedoni, ma C'è gente. Dai, andiamo. Sì, stanno quell'altri ragazzi nostri. dei giudici. Andiamo, andiamo. Oh raga, aspettateci al bar de Brut, sto venendo su col video. Ma io so parlare, questo è il mio dialetto, il mio paese. Me ne vuoi andare che ci sta l'usciamo dei Ferdi. Sì, è l'amico suo. Sono due scemi infatti. Lo sai che mi fa rabbia? Che
che l'altra sera l'abbiamo portato al ghetto con noi, no? Abbiamo rapiti a tutte e due. E Riccardo è stato anche abbastanza, te posso dire... Com'è? È stato abbastanza seguito... Ci ha fatto fare azione. Ok. Tanto è vero che da morto ha scritto... chill, raga, bella azione, capito? Sì, Ci ha fatto fare azione mentre intanto quel coglione de Ferdi Ma si tu ti faceva chiami su arrestare Discord all'Istaffer. Erpiotta? Mentre sta in azione, sotto al ghetto, si faceva arrestare. Ok. Capito? Noi sparato, morto, messo da un angolo, lui si faceva arrestare e parlava da morto in continuo. E non è la prima volta che fa una cosa del genere. Io stavo quando non è- avete fatto l'azione, non so se tu c'eri alla diga. Sì, mi sa. Eh. Se mi ricordo, mi sa che abbiamo portato qualcuno di sotto. Loro due sì, sotto la diga. Cioè, niente, con lui non si può fare RP. Cioè, qua Sì, dentro, no. raga, è un problema, non si può fare RP. È questo il discorso. Che dice? Ma tu Perché ti la chiami su Discord? gente che su Discord sono Revolution. Revolution. No, io mi chiamo lui Revolution, io Erpiotta, 17. Anzi no, scusami, io Vito, come mi chiamo? Poi dopo scriviamoci. Sì, vabbè. Però comunque c'è qua dentro, se uno vuole fare RP serie come lo famo noi, non c'è sta da fare. Mi dispiace, non c'è Sì, sta, non si vabbè, può non è fare. full RP. Non è full RP. No, ma proprio non è RP. Cioè tu stai là per terra, tu aspetti. No che ti fai restare all'angioletto, ma stai scherzando? Ma poi che cazzo d'angioletto è che ti resta? Ah sì, è vero. Però in quel momento Riccardo stava abbastanza bravo, diciamo. Infatti è vero che quando ci siamo allontanati ho detto, oh cazzo, è stato bravo, dai, ci ha fatto fare una scenetta. Qua? E poi fa ste cagate, sì. Quindi ti chiami Erpiotta con le immagini Oh del raga, dove teschio? state? Stiamo qua No, al no, bar Fra, dei non mi Brutti. chiamo Erpiotta, scusami, mi chiamo Vito Stein. Dove? Aspetta, non ti faccio vedere. Potete aspettateci, porco Dio. Così mi chiamo. Dove stanno? Vabbè, quindi state a fa PvP voi? No, dai, me ne sciacqua il cazzo a sto punto, dai, me ne sciacqua il cazzo, su, dove andare? Ma vedevo parlare, vedevo di una cosa, vedevo parlare, Dio madonna, me ne sei annati. Il tuo amico? Uscite no, dai, uscite fuori al PvP, veniamo noi fuori lì fuori, dai. No, neanche lui si chiama Erpiotta, però. State a venire qua? State a venire qua? Ok, dai, vi aspetto qui dai bar dei Brutti. Aspettiamoli qua, dai. Vabbè. Dio padre, oh, ti dico sto a venire su, ma Dio madonna, ma aspetta un attimo. No, ma no, cioè, lo vedi? Ma poi io non ho capito, la mezzo mo adesso in quel momento... Ma che noi non RP c'entriamo un volete cazzo, fare ma che qua? cazzo c'entrava lui più che altro? Ma che dici, scusami? Lui usò il messicano. Oh, ok, qui non c'è nessuno. No, non c'è stato, non c'è stato. Oh, uno... Ma capito l'altro giorno? Ma capito l'altro giorno scritto- stavo seduto lì, stavo seduto. Qua? Sto qua a parte brutti. Sto dentro, ecco. 17, ma che RP volete fare qua? Lo so, fra, qua non si riesce a fare RP, cioè anche se volessi è un po' difficile. Che si dice? Nuovo dentro, nuovo dentro. Ah, nuovo dentro. Sì, dobbiamo Andiamo parlare. dentro, dai, venite un attimo. Ecco Lui chi è era. Vito, non so se lo conoscete, raga. Sì, lo conosco. Non so Ok. che cazzo sia. Come cazzo, se ti tiro un cazzotto? Io sono Jennifer. Insomma, Lo vedo sempre in insomma, occhietti io a insomma lui. passiamo, Beh, sì, bella, anche io. fra. Insomma, che è successo? Passavamo in città, c'è stata una riunione di gente, ci siamo fermati per sentire. A una certa, ecco del ped come Tonino, come messicano. Di nuovo. Di nuovo? Ah, dico comba, allora tu forse ne hai capito che hai cagato il cazzo in giro con sto ped, tu non ci puoi stare. Allora inizia a fare, io ho parlato con Tonino, con Ciabatta, io posso starci, io posso farlo, io ho parlato qua, io ho parlato là. Ah, tu Allora pazzo. tutti quanti, anche gli stessi che stavano con lui, penso che quelli mimetici rossi stanno con lui, no? Sì, esatto. Sì. Sì, è la sua faccia. Ma chi Oh, sono gli quelli là? stessi, Oh, dei coglioni. Sinaloa sono in Sinaloa. Ah, che gli palle. stessi che stavano con lui davano ragione a me, no? Mentre io stavo cercando di parlare questo sotto. Oh, gli ho detto, ma porco Dio, ma con sta voce da tossico, via da una ciabatta e vattene a fanculo da un'altra parte, no? No, e invece continua a cagare il cazzo con sto parlato con ciabatta, parlato con ciabatta. Dico tu, forse non hai capito che tu non puoi venire dentro a un ghetto
ok? E il giorno dopo tu vieni là, posso farmi il pad e ti fai il pad uguale a un altro, anche perché la gente che stava lì, C'è Radio. tutti quanti l'hanno scambiato per messicano, dice ma che sta a fare qui un messicano? Dico state per buoni che non è messicano, anche perché gente che lo scambia per lui, cioè va da informazioni che se quello fa il furbo, se sta zitto Se e quello pia fa una bella informazioni che fine. non può pigliare. Tu l'hai saputa la cosa dove è andato lui, sì? È venuto al ghetto? Sì, No, di dove è andato? da un'altra parte. No, l'ala Nel posto porta? segreto Sì, suo? l'ala porta, sì. Ok. Cioè, ma Secondo io me dico, lui Dio, sta Dio, la puntando a Madonna. quello. È quello, ma io dico, Dio Madonna, a parte quando sei stupido, punto primo che cacci 50 euro per fare una minchiata del genere, ma poi secondo poi, ma tu ti puoi mettere a ricopiare un bed della Madonna in genere, in questa maniera? Ma Che in la colpa, realtà... fondamentalmente, la colpa non è la sua, cioè la colpa è di chi gliel'ha dato sto pad in mano. Ma infatti. L'avrà Appunto, sì, pagato. bisogna andare in assistenza, Oh, bisogna dire zio, proprio cioè... che quello è il suo pad per fare quello. Ma cioè, ma io mi compro un bed Poi- della Madonna e tu che fai, mo, fai ricopiare un altro? Ma il discorso che è fondato, sai cos'è? È brutto da dire, ma purtroppo è così. Che se lui ci sgancia 50 euro, lui può fare quello che vuole, capito? Eh Ma sì, non il Perché problema è perché qua pareggio quello quel sono però. bed, tutti anche quanti Tonino l'ha attaccati al sganciato i cash. sordi. Ho capito, ma se domani tu esci e dici io voglio essere come Vito, per esempio, e ti pago 50 euro, chi si occupa di sta roba? Non ci mette 2 secondi a fartelo. Ma raga, allora qua dentro non si può fare più, mi dispiace dirlo. Allora dovremmo cambiare città tutti quanti. Ma infatti io lo stavo proponendo anche poco fa. Ma l'hanno Andiamo scritto tutti dove pure. sta la ragazza. Chi la ragazza del Allora, genere? allora la cosa è una sola, cioè cerchiamo di puntare una città tutti quanti e Sì, cerchiamoci nel cazzo dall'altra parte tutti quanti però, perché a sta butta via un Raga, per gruppo fare del RP genere. dovete solo venire su Impero. Sì. Esatto, questo lo dico pure io su Impero, però su Impero tocca fare quattro tutto quanto che è. Giannino e Alceo mi stanno a dire Non che ci c'han sta un'altra voglia. città. Cioè, Ragazzi, cerchiamoci al cazzo tutti quanti comunque Ma sono tieni ancora conto che stabili. io prima di su venire una città. Io prima di venire qua con Giannino la stavo facendo lì la whitelist per la seconda volta. Ci siamo bloccati perché loro si sono cagati il cazzo. Non avevano voglia di fare tutto il coso del PG, stare lì in assistenza, chiacchierare. Se no Non lo io so, raga, qua tanto non sarei mai venuto. noi nell'applicativo stiamo tutti uniti. Io vi dico una cosa, io Felice Don Mike, soprattutto Felice Don Mike, do i meriti a chi se li merita. Cioè, loro hanno fatto un bucio de culo nell'arco, come sta di prima Vito, nell'arco di pochi mesi, di fare un gruppo del genere, seguendo le orme di Siberia, di Rick, quello che cazzo vi pare a voi, o chi l'ha conosciuto e chi non l'ha conosciuto. Cioè, Felice e Don Mike si sono fatti un gran bucio di culo per creare un gruppo del genere così in poco tempo, senza esperienza, ok? E buttarlo all'aria per un server del genere, a me mi ce lo devo anche un po' il Anche a culo, me. perché io tutto il tempo che ci sto dedicato qua dentro me ne sto con mio figlio parlando off. Beh, sì, Invece certo, sto chiaro. qui Beh, e certo. sto con voi perché mi fa piacere che ho fatto delle conoscenze con altre persone, sto bene con voi, mi sono affezionato a voi, mi sono affezionato all'RP e sinceramente mi hanno tutto a fanculo, aver buttato via tutto questo tempo che io posso dedicare a cose molto più importanti nella vita mia, mi dà fastidio. Allora, quello che vi dico, fuori dall'RP, in applicativo, avevamo un gruppo nostro, organizziamoci tutti quanti per bene, senza fare confusione, ce ne andiamo diretti da una parte e continuiamo l'RP nostro, perché qua dentro purtroppo non si può fare. Chi stava l'altra sera dentro al ghetto, dentro un buco, cioè, ma tu, io ti ho sparato, tu sei morto, cioè tu... Non ti puoi ricordare di niente, cioè ti sono stati distrutti pure i dispositivi e torni lì a cagare il cazzo. No, ma io sto a parlare di Ferdi, no? Cioè, Sì, tu sì, stai sì, là anch'io. dentro, dopo tutto questo tempo che abbiamo fatto già andre cagate, tu lo sai chi siamo noi, no? Ma tu ma poi vai a fare lo stupido in quella maniera, fa interessare nel pieno del, tra virgolette, nazione, in quella maniera, a fa su e giù, a pia per culo, cioè, regà, mi dispiace, non si può fare. Non si può fare, perché in altre città ti tagliano il Ma come passaporto quelli e che avevamo arrivederci. rapito che dicevano di essere nuovi in città, che poi hanno fatto nel giornalino, venite tutti quanti al ghetto per vendiamo Ma pistone. sì, certo, però alla Cioè, fine quella quello, no? adesso È una un'altra cagata, cazzata. però alla fine è RP, no? Vaffanculo. È una cagata perché è una Ma gran cagata. frate, ma l'unica città dove c'è stato l'RP bello è solo l'Imperiale. Lo so, No, raga. no, anche su un altro, zio. È nuovo, c'è da un po' di mesetti. Dai, C'è con qualcuno in è bello. Occhietti? C'è qualcuno in Occhietti? Io, Poi frasi. No, no. Sì, io. il Ah, ok, problema, no, il allora. problema è parlare di sta roba, anche in Occhietti. Però Ma non me vabbè. ne frega un cazzo a me, compa. Cioè, se mi voglio strappare il passaporto, arrivederci. Quando arrivato a sto punto ti dico che non ci tengo neanche più di tanto.
Sì, però sinceramente. lo zio da consigliare una roba, al prossimo PG magari non ne fa la faccia così che non t'entrano le maschere. No, no, deve No, farlo. no, Lo io faccio lo rivoglio peggio, così, non PG. mi entrano Io lo manco le voglio, mutande. io lo voglio così, Io lo voglio Ma così io lo sarò zio. così dappertutto, però raga, lo sai che c'è? Io mo al di là del fatto dell'RP quando io mi affeziono alle persone, no? Cioè sono anche un po' abbastanza, io ho capito un po' un attimo il target della vostra, sono anche un pochetto più grosso di voi, cioè fuori dall'RP c'ho una vita e c'ho delle cose che hanno molta più importanza, no? Però ci dedico molto volentieri del tempo per stare con tutti quanti e vedevo di, se lo devo stare a fare in questa maniera il tempo mio, cioè non ce lo spreco, me rode proprio il cazzo. Vito, grazie caro. Cioè, mi rode proprio il Grazie. cazzo, non me va di perdere tempo. Cioè, allora spengo tutto e arrivederci, grazie. Ah, passare un po' di tempo sì, ci sta, raga. È un passatempo, però allo stesso modo capito. affeziona la gente, no? Sì, quello sì. Cioè, non può andare così, non può andare così, non mi piace, non Sì, mi se lo va. fai perdendo tempo qui è brutto. No, è proprio detto bene, perde proprio grazie. tempo. Perché qua le azioni belle non le puoi fare purtroppo. Ma non le Allora, fa, cioè raga, l'RP non lo c'è fa stata di una nessuno, cosa, raga. raga, c'è stata di una cosa, noi famo RP. Noi siamo No, figa, seri, non qui trolliamo, non la abbiamo roba per non è fare culo. l'azione seria. La roba è fare l'azione, Come cioè si deve senza seguire. uscire fuori dai margini, Esatto, cioè. è quella la roba, perché se la facciamo seria effettivamente non ci nessuno. Vabbè, ma te posso parliamo dire delle però, azioni di Berlusconi. Parliamo un attimo delle azioni di Berlusconi. quella è io non un'altra c'ero. cagata, quella è un'altra cagata. Io Quella ho era una quittato in merda azione, per ti te. dico la Quella verità, è io ho stata quittato in una merda, azione. raga. Però quella è stata una cosa Avete organizzata. combinato. dove sei? Quella è stata una cosa organizzata da Siberia, da tutti quanti. Sì, ho Sì, capito. Vi posso ma dire, bisognava farla in modo diverso, secondo no, me. però nel senso quello io ho accettato e, tra virgolette, nel mio pensiero ho premiato chi l'ha organizzata per fare una serata dell'RP molto diversa dal solito, no? E ci sta, fatta per colpa di qualcuno a cazzo de cane, perché con l'ideologia di Siberia c'ha molta esperienza e fai molto belle RP con lui, perché a me è felice per dirti, ci ha cresciuto lui qua dentro, abbiamo conosciuto lui il primo giorno qua dentro, e te posso dire, c'ha molta esperienza, sa organizzare le cose. Per colpa di altri è venuto fuori un troiaio, che ci può stare comunque sia, perché le cose non possono andare sempre precise e come cazzo posso dire, in ben modo, insomma, via. Però te devo dire che qui dentro, tra lo trollerino di turno, lo cheater di turno, lo stupido come Ferdi, sto Riccardo PG, cioè, non Poi riesci buttaci perché... pure come cazzo si chiama Pizza e quegli altri. Ma noi qua dentro, cioè, cerchiamo di fare un RP. Per quando noi uscimmo fuori, come in questo momento, che chiacchieriamo fuori dall'RP, però comunque in un'azione, nella vita generale che tu conduci in RP, noi facciamo un RP abbastanza serio, non da trollerino o da rompicazzo. Cioè, noi non caghiamo il cazzo mica a nessuno. Sono pochi quelli che fanno l'RP, capito? Ma perché uno dà il giusto valore al tempo che ci dedica qua dentro. Cioè, non è che ci svegliamo la sera, veniamo qua dentro e ci mettiamo a rompere il cazzo lo prima che ci capita. quelli Cioè, che noi non ci fanno... passa manco per l'anticamera del cervello e fa una cosa del genere. Piuttosto facciamo un'azione, una situazione comunque un pochino più particolare, decisa, sicura, ci divertiamo in quella maniera perché ci piace fare cose sicure, perché c'è una determinata età pure. Ma che io devo stare appresso, cioè ho l'ideologia di fare un RP del genere e devo stare appresso a determinate cazzate, chiaramente a me non mi va. Cioè mi cago il cazzo, se io devo stare appresso a un Verdione, a un Riccardo PG, cioè ma che cazzo sto a fare? E tantomeno a uno staff del genere che dà un PG del genere come quello dei messicani in mano a Riccardo PG. Ma che cazzo stiamo a parlare, raga? Ma veramente sta a fare? Ma tieni conto che in Più che teoria altro- gli Angioletti sanno dei problemi che abbiamo avuto con lui per tutte le volte che siamo andati in CAF, quindi cioè dovrebbe, no? Il margine d'errore, limitarlo. il margine d'errore ci può stare per tutti, ma su questa cosa, cioè, regà, hanno toppato dalla Madonna. Ma Cioè, sì, ma hanno per toppato Più che l'attività altro che per il fa lavoro lui. che fa lui. Bravo, per il Esatto. lavoro che fa, per le conoscenze che ha. Cioè, non ci sta nulla che io tipo lo becco città e dico, oh, senti, mi dai quello che hai. E quello là poi si volta, tipo Riccardo dice, vabbè, cioè, la concezione della persona che è lui, che fa il Oh, lavoro che raga, fa, è cioè, uno che sbagliato. non È si sbagliato. ricorda della voce de messicano, cioè, Bravo. si fa, Esatto. si fa Siamo fottuti pindolare. tutti. Esatto, si fa Guarda che pindolare la magari voce gli dà quel de mezzo Riccardo. milione, gli dà un mezzo milione così Bravo, Hai in sì, a mano. capito? caso. Quello Cioè, si è hai rinculato. capito? Ecco perché E io poi va glielo a dire stavo magari il dicendo messicano anche. scamma.
Hai capito? È potrei dire, questo. messicano ti E tu imbroglia. manni a fanculo tutto l'RP, tutti i soldi spesi, soprattutto perché questo non è un dettaglio da sottovalutare. Eh sì, Tutti i soldi spesi, esatto, tutti i soldi spesi veri dal messicano, il Mamma, rispetto bro. che si è guadagnato dentro una città, a fronte di cosa? Di un coglione che va in gaff, spende 50 euro e si fa da un PG del genere? Ma dai, Però ragazzi, cioè, aspetta una roba. Ma lui con il PG uguale messicano è in fazione? È il capo? Sì. Eh sì, perché stava a Se lui è il capo decidere, di sta a quella fazione, dicere, perché tanto minimo lo wipiamo uno di questi giorni. Perché tanto dobbiamo solo organizzarci, aprire il ticket e via. Perché comunque le cose che ha fatto non le può fare. Anche andare a far iniziare un'azione al ghetto, non può. Quindi automaticamente appena apriamo il ticket lo andiamo a pigliare. Legit, ragazzi, senza fare cazzate, ovviamente. Beh, Perché come abbiamo fatto poco fa, zio, alla fine. insomma, Beh, come diciamo che l'abbiamo eravamo preso molto al limite, allora, però... come l'abbiamo preso oggi non è proprio una bella azione che abbiamo fatto. Ma lui, zio, che cazzo ne sappiamo noi che sta Lui, lì a FK, scusa? lui era FK, ma non può stare FK. la stessa cosa è successa a me e Felice, che siamo andati una sera a pigliare a cosa a Ferdi, che c'ha lo doppio personaggio, e più che altro mischia le cose, le situazioni che c'ha con Ferdi le mischia con quello del chiosco, perché non è la prima volta che lo fa, quel periodo che noi ci abbiamo avuto un beef con loro, cioè più che altro con lui, e lui mischiava tutti e due i personaggi. In una sera stava a FK, pensando che si stava a nascondere perché stava tutto quanto accucciato dietro al camioncino lì dei panini. Ce lo siamo caricato e ce lo siamo portati da una parte, no? Hanno cominciato a fare il rotto in culo, te porto in caffè, io te faccio, cioè tu quando c'hai 3-4 pistole puntate sulla faccia, che io te vengo là, tu non puoi fare il paraculo che ti sposti da un lavoro all'altro e rimani nel job, perché non lo puoi fare, perché te cachi, e soprattutto è inutile che tu fai lo malavitoso dentro una città, poi ti sposti con il job, perché se ti rompono i coglioni butti subito in mezzo sta scusa. Almeno, se proprio sei sincero, se sei una persona pulita, fai RP a chi c'è davanti e poi dopo magari ti vai a lamentare in gaff. No che tu appena io vengo là, ti punto due pistole, tu mi incominci a fare, io sto nell'orario del Come la lavoro, portano poi negozi prima di mese... animali. Esatto, cioè tu non puoi fare una cosa del genere, tu fai RP, poi magari ti vai a lamentare, ma poi anche se tu in quel momento io te sparo, te faccio, te deludo, quello che ti pare, ma divertiti, stiamo a fare RP. Hai capito quello Il che ti problema è dico? che molta gente ha proprio paura di perdere anche tutto l'inventario, capito? Ma sì, vabbè, ma Ma sono due tesoro mio, pistole, però ma sono questa due questa, pistole. questa è una cosa, è una responsabilità che tu ti assumi dal momento che vuoi fare il coglione dentro una città, hai capito? Perché pure io ci ho avuto i cazzi con Ferdi dentro l'autodromo perché trattava male la gente. Io mi vengo a spendere i soldi dentro da te perché c'è sta un amico mio che lavora lì da te, mi vengo a spendere i soldi là da te e tu mi ammazzi dentro allo stesso posto di lavoro tuo. Tu sei un coglione. Cioè, ma nella vita reale, ma tu che cazzo fai? Ma l'ho Raga, spiegato, zio. qui si perde la concezione di quello che è l'RP. Oggi la cosa del messicano è successa che stavo in occhietti con messicano al ghetto. E allora mi scrive lui, fa, puoi dire a Tonino di rispondermi in privato, là, bla bla bla. C'è neanche il tempo, sai, poi alle 9:30 c'è il riavvio del server. Praticamente rientriamo, si presenta lui dopo qualche minuto, fa, oh, ti devo chiedere una cosa, come posso comprare il PG, come posso comprare il pad? E Tonino fa, senti, vai in questa lista, scegli quello che vuoi. E niente, poi ci siamo trovati col pad suo, cioè anche a Fammeita questo qua, capito qual è il fatto? Il problema è che secondo me proprio ci dovrebbe essere un Oh, raga, pad. ma tanto... Una volta che Tanto... finiscono quei pad No. non li puoi più aggiungere. Perché, cioè, per il lavoro che fa lui non può, non è possibile Raga, metterli ma quei non vi pad. preoccupate di sta roba, tanto il messicano ha già aperto il ticket e entro 1 o 2 giorni quel Speriamo, personaggio non c'è più in città. Ma speriamo, sai, però. ora che Vict è in occhietti e lui starà guardando, non so se lui Ma sta guardando o no, meno, no, no, no. farà metallo e non entra o non entra con quel PG o non lo so. Però No, perché conta vabbè. che dopo 5 giorni, entro 5 giorni, se non ce lo becchiamo entro 5 giorni è finito. Ma frate, se no sai cosa possiamo fare? Se non gli leviamo il pad entro questi 5 giorni, lo ripiamo a stecca, frate, fin quando non entra più Bravo, sì, con quel quello pad. sì. No, raga, non lo Se, so, ho sentito un attimo messicano prima, ha parlato, è stato un attimo, quando stavamo prima anche con te, Antonello, stavamo di sotto al ghetto, Sì. stava in caffè e lui a parlare. Non so quello che gli hanno detto, mi pare di aver capito, comunque hanno fatto una cappella e hanno
hanno messo a fare una cappella e che non si può fare. Quindi non so come va a finire un attimo mo sta cosa. Il discorso è che secondo me tu non ci puoi avere due pad uguali e soprattutto fai il paraculo e mischia la vita di un pad e fattela tua, tra virgolette. Perché non è poi nel giro la gente dice oh messica e non si ricorda la voce tua e tu magari gli dici sì oh bello ciao come stai, cioè, regà, ma che cazzo stiamo a parlare? Sì, ma Mettete un attimo nei panni del messicano. Ma no, Io spendo i soldi poi c'è il pad, spendo i soldi poi c'è il Quanto siamo forti? oh bella Susa. Ah, però ricordami dove ci siamo già visti, sai che non me lo ricordo. Ma grazie per i like comunque. Non mi ricordo dove ci siamo visti. Lo sai. Dai, quando è Sono bella. dentro il bar. Ah, ok, bravo. Magari parlo con voi di determinate cose, so determinati cazzi. Io magari mi presento qui, voi non riconoscete la voce mia e ognuno fa i cazzi suoi. Cazzi. Cioè, raga, non è una cosa fattibile a parer mio. Se tu hai venduto un pad a una persona, rimane a quello, punto. Esatto, Anche perché aspetta. Pad. Ma Tieni sì, Qualcuno vuole qualcosa da bere? ma anche Lavori perché qua? no, io so. Lavori qua? Ovvio. Ah. Ma anche perché C'è Claudio. scusatemi, cioè uno come messicano, cioè non è che si è creato una situazione intorno a lui si fa sta così minchia di normale. foto, mannaggia a Cristo. Dove cazzo state? Officina. Ah, vabbè. Gianni, ci stai? All'officina di Pena. Sì, dimmi. Bene, siamo all'officina di Pena, Pena dell'officina. Gianni, ci sei? Baffo, mi prende solo. Che cazzo stai in radio? Piglialo Pina, Picchialo Gianni, picchialo. Oh Gianni, lo sai che c'è, non so se penso te l'abbiano detto, c'eri anche tu, il messicano. Non ho capito, vedo. C'era un altro messicano, lo sai? Altro messicano. Ma guarda. Fra, quel testa di cazzo di Riccardo PG si è preso il pad uguale al messicano. Ma non può. Fra, Ciabatta gli ha detto che potrebbe, va, ha speso 50 euro e l'ha preso. Ma il bello, sai cos'è? È che lui è venuto a chiedere a Tonino se come si comprasse un PG, cioè si comprasse un pad. Stava malghetto, è entrato dagli occhietti miei, ha visto dove stavamo, è venuto e ha fatto io volevo prendermi un pad, sai come si fa? Sì, vai là, e lui ha detto scegli dalla lista, quello che fa sceglie uguale a quello identico a Tonino. Ma non è una cosa corretta, scusa. Lo so che non è corretta, va, anzi, è bene, lo Ce sai l'ha parlato benissimo. prima, frate. Non gio parole. Anche solo per questa roba qua, lui sarebbe da perma sicuro. Ma subito, Intanto poi, poi spende 40 euro, a parte poi che fai, tu mischi la vita reale con Oh, io in con l'RP. realtà, prima quando siamo andati al resort c'era Bog, non so se l'hai notato, zio. Sì, no, In infatti realtà ho detto, volevo ci sta- chiederlo direttamente a lui. No, ma questa è una cosa che comunque questa Sta cercando di regà, andarci qua, non si devo della raga. noi regà, questa qui nel senso è una cosa che ne stiamo parlando noi, ma questa è una cosa che Ne dovrebbe preoccupare lui, però... interessa Pessicano soprattutto in prima persona e se ne deve occupare lui. Quindi, Sì, no, ma più che nel altro senso, è una cosa sua. era per Però, sapere, ripeto, sai, se il pad potesse essere tipo comprato 2 volte, ma non credo. allora che cazzo famo? Ci famo tutti quanti messicano? E Beh. almeno messicano tutto quello che si è creato perde tutta la credibilità. Bravo, sì. Allora, ma a parte che poi... ognuno di noi si fa un pad uguale al messicano e tutti quanti Lo andiamo a girare. Lo zio, io l'ho visto la lista dei pad, ce ne stanno oltre Ma è 200, infinita, frate. ma è infinita. Frate, ce ne stanno oltre 200. Che cazzo ti vai a scegliere lo stesso di un'altra Cioè, persona? ma perché, raga, lui ha visto l'altra sera. Tu stai ancora in occhietti, Vito? Sì. Quanta gente è che ci sta guardando? Ma non credo, no, quasi nessuno. Alle 2 Vabbè, chi mi deve guardare? anche se ci sta lui. No, ci faceva non minchia, ci sta.
Il discorso è che, cioè, anche una cosa del genere, no? Se tu c'hai 200 pad da scegliere, scegli proprio quello. A te che te fa capire? Cioè, raga, uno per carità, se vuole passare per scemo, sì. passa per scemo. Ma nel senso, se guardiamo quello che è l'RP, cioè, là significa che tu lo stai a fare apposta. E io quello dico, capito? Tu l'hai fatto apposta. Perché? Perché lui l'altra sera è venuto là, è venuto giù, ha visto tutto quello che c'aveva lui e lui si vuole spacciare per quello. Capito E qual è il poi come mai discorso? siete... Io quello che non È un capisco... invidioso, fratello. No, quello che non Come capisco... Siamo con la via. voi l'avete accennato e io lo sapevo già che si era affacciato fuori la porta, no? Pure. E io volevo Sì, con la capire... porta del ghetto. Così. Pure, se facciamo Ah, lì. l'avete saputo di quello lì? Sì, sì. Sì, io sì. C'era mentre era in occhietti. Sì, Vabbè, aveva ma quello, qualche regà, ma quello vabbè, è un ma coglione. quello, Quello regà, magari cioè, sarà alla nuovo in fine... Sì, città. sì, magari dentro... Sì, Allora, ma regà, dovete capire una cosa, che in tutte le città, di tutte quante le città che ci stanno presenti, in quel posto, tutti hanno un qualcosa lì. Cioè, sì, sì, in è qualsiasi chiaro. città, ma anche nella più stupida qualcuno lì c'ha qualcosa, quindi uno entra e magari uno che è nuovo c'ha la fantasia di entrare, la curiosità e entra, no? Anche se entra là dentro fondamentalmente che trova? Una ceppa di cazzo poi di quello che ci sta, ma Beh, effettivamente sì. lì rimane, comunque è tutto chiuso, perché Messicano per fortuna c'ha molta attenzione in questo e quindi va bene. Quello è l'ultimo dei pensieri. A me fa più pensiero quest'Andro, cioè tu hai capito che se noi non ci accorgiamo di una cosa del genere o comunque sia non andavamo a vedere una cosa del genere, cioè quello ci crea casini. A chi sta vicino a Messicano, cioè quello è un problema grosso. E se si mette a contrattare qualcosa che c'entra Messicano? Che Per quando non ci sta lui, fortuna... che quando non ci sta lui trovano a Messicano e Bravo. vengono a rompere il cazzo a Messicano? Io Ce li quello mettiamo dico, tutti. più che altro è per chi non lo conosce benissimo, potrebbe essere un problema. E certo, magari qualcuno che l'ha visto una volta sola, Bravo, sì. lì per lì magari tu non riconosci la voce e ti metti a contrattare con lui di qualcosa. Bravo. Cioè tu manni all'aria un RP totale di una persona che magari ci ha messo l'anno, non ti dico l'anni, magari ci ha messo i mesi, o comunque ci ha messo impegno, anche fosse stato 2 giorni, a crearsi Ma un pure, RP fratello, il intorno a tempo. lui. Ma pure il tempo, fratello. Ma certo, un RP, una persona che si crea un RP a modo suo, ha pagato per fare l'RP a modo suo, soprattutto, Ma e sai tu lo quanti manni all'aria soldi, perché bravo. sei un invidioso? E non per quella cosa, ma Tonino lo conosco dall'inizio proprio, cioè... E beh, comba, là Ma dentro un intorno a sacco Tonino di ci soldi. stanno sordi, eh. Ma un sacco, bravo. E tu che fai? Ti svegli la mattina, allora domani pure io scelgo di essere Tonino. E fa finta che c'ho tutto quanto intorno. Bravo. E mando a fanculo l'aria, un RP totale di una persona. Non è possibile, non ci può stare. Quindi secondo me, per quanto vale a me, questa cosa si sistema, ma se questa cosa non si sistema, io vi dico che è un ulteriore modo per potermi sciacquare il cazzo, perché mi sono proprio testato i copioni. Sì, ma già ero intenzionato ad andarmene. Cioè, non può essere fattibile. Ma Del gruppo nostro ne ho parlato con tutti praticamente. no, raga, del gruppo nostro, di comunque chi sta in applicativo, chi non, e comunque chi Sì, sta sì, con no, noi ma che del esce con gruppo noi che nostro, quello stretto con cui giriamo sempre praticamente. torno a Lo sanno ripetere, tutti. io felice Don Mike, ma soprattutto, ripeto, Don Mike è felice, io non ne voglio più ai meriti, perché il lavoro diciamo che più che altro hanno fatto loro. Loro hanno fatto un gran cazzo di lavoro, Felice e Don Mike si sono messi proprio veramente giù a cazzo duro nell'arco di 2 mesi, 3 mesi, quello che sia, hanno cacciato fuori in RP. Raga, che un'altra persona non riesce a cacciarlo fuori così poco tempo. Lo puoi fare, ma con più tempo. Felice, raga, si è messo giù veramente a Adesso per cazzo duro, dirtene senza uno. esperienza, Adesso prendi Giannino per dire. Ok che entra poco per altri cazzi, però si è rotti i coglioni anche lui, Ma infatti, guarda, Giannino, se tu hai fatto caso su WhatsApp, me l'ha detto Giannino che se ne è da altre parti, sangue al cielo. Lo so. Regà, in quel caso lì, a noi lì ci danno fazione gratuita, locali gratuiti, autobit con i soldi Del della gioco. città. Esatto, cioè, io ve lo dico, cioè, se io so che tutti voi mi dite, oh Ma è zio, VL, è VL. è una UL conoscitiva, non è una UL, è una UL conoscitiva, io non so neanche come è fatta la città, ma peggio di questa Aspetta, non so se esiste. scrivimi in applicativo il nome. Te lo dico, ma che cazzo frega Icon? Ah, ok.
Non so come Io, è fatto, raga, non so quello raga, se che mi è. dite che andate tutte su quella, io vengo con voi. Tranne se mi dite che andate sempre No, raga, io dopo sull'imperiale. quello Io che è sull'imperiale successo, non posso venire. io quello che vi ho detto, io quello che vi dico, dopo quello che è successo stasera, se tutti quanti in applicativo, in modo garbato, ci mettiamo d'accordo e vogliamo andarcene a fanculo da un'altra parte, io voglio stare con voi, io continuo a fare RP piuttosto che, ecco, andarmene a quest'ora, sono le 2:30 della notte, piuttosto che andare a abbracciare mio figlio a dormire, sto qui con voi e lo devo fare, preferisco farlo con voi, ma magari da un'altra parte, però con voi, perché a me già che devo lasciare magari Tonino qua dentro, perché Tonino comunque qua dentro a confronto nostro ha investito un sacco di soldi. A me invece Eh, il culo, non lo voglio Anche a lasciare. me gira un po' il cazzo doverlo abbandonare così, capito? Cioè, io Tonino ve lo dico, per carità lo conosco da poco, Felice lo sapete tutti ormai, Felice per me è un fratello pure fuori dalla Ma città, raga, fuori da qua dentro. ma in altre città posso chiamare sempre il mio PG Marco B, sì, beh. Ma tu Ma puoi fare perché quel se non lo cazzo di pare posso... in Tu puoi un'altra chiamarlo città. anche aglio cipolla. Nel senso, Figa, se tu vuoi portare aglio sto con la giocatore cipolla. qui dall'altra parte, lo puoi fare. Sì, io porterò Franco ovunque. Io anche dentro Impero ero Franco all'epoca. Cioè, e dentro Impero, dentro le Monzite, ovunque io sono stato Franco Ma Bulli. io e Lemon ci sono entrato, mi hanno rapito in tempo 10 secondi. Sì, perché anche lì è un'altra Permaban cagata. dall'anticit. Ma Perché sì, c'avevo in modo meno di GTA 5 online. Vabbè, anche ma lì lì è se vai in un'altra cagata. assistenza, te lo Ma tolgono non me ne frega un subito. cazzo, sincero. Sì, Ero sì, va entrato solo bene, per... però raga, Cioè, ma anche in cioè, assistenza se apri il ticket. io vi dico la verità, cioè, io qua dentro ho fatto il rep perché felice ho visto l'impegno che ci ha messo e l'ho fatto anche per un'esperienza. Che a me qua dentro serve molta esperienza, questa città mi piace perché ho E conosciuto sai tutti voi. cosa mi dispiace anche? Per Living anche. Ci ha speso soldi pure lui, cioè. Minchia, frate. Living è stato un altro che io gli ho Frate, detto proprio papale, cioè prima ma di secondo... fare un investimento Vabbè, del parla, genere parla. ne doveva parlare con noi. Ho detto, io ve l'ho detto, a noi non ce l'ha detto, Ma a io noi non gliel'ho ci ha detto detto, che cazzo spendi i che soldi? sceglieva di fa comunque sia anche in armeria, perché anche Living, vi dico pure questa, Living quando ha scelto di fare l'armeria l'ha fatto, ha speso soldi e poi dopo è venuto da noi a dircelo. Comunque Felice, Don Mike, io, chiunque esso sia, gli abbiamo dato una mano perché già la prima sera che aveva aperto io sono andato a chiedere il pizzo, io sono andato a rompere i coglioni e noi come squadra gli siamo stati vicini. Però regà, anche lì è stata una scelta del cazzo. Ah, frate, ma secondo me spendere soldi proprio su FVM, cioè tipo 20 euro va bene, ma 300 euro per aprire il Frate, te locale, ma posso dire pure una No, ma cosa, io non spendere navigo soldi nell'oro, su, no? Io non un server io non navigo grosso ci sta nell'oro. anche. Ma se io ho da comprarmi un'attività dentro Impero, oh regà, io ve lo dico, siamo in 10? Regà, mettiamo 50 euro a capoccia, ci facciamo un'attività dentro Impero, ma ben venga, ma perché è una cosa che funziona. Cioè, Sì, perché lì aprite un po' cagacazzi non ce n'è. un'officina, ma no, non è quello, aprite un po' un'officina. Io seguo OM Candy là dentro, no? Non so se voi lo Oddio, conoscete. Sì, 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 lo guardo ogni lasciate Sì, tanto. stare con lui. sì, per carità, non è che lo seguo proprio Sì, non sarà H24. simpatico, però comunque Ogni si tanto lo guardo, diverte, no? cioè. Ma io guardo quello che lui va acquistando, quello che lui va facendo. Cioè, mo si è aperto su Impero un'officina della Madonna, perché ti dà le animazioni che te lo puoi fare, il roleplay là dentro c'è, perché ci stanno le basi per poterlo fare. Cioè, Ma là guarda dentro anche c'è, tu il qualsiasi fattore cosa polizia, tocchi. fattore Ma FDO. certo, cioè loro là dentro sono inventati un pulsante che ti fa abbassare il numero della targa. Perché? Perché l'FDO là dentro guardano le targhe, schedano la gente, cioè funziona. Cioè, fanno Sì, ma vero lì RP. le FDO possono essere Frate, ecco, comunque la realtà. corrotte, robe del genere, robe che non puoi fare qua. Ma certo, ma però, ripeto, ognuno ha, no, un investimento suo, io magari non voglio mettere nei panni di chi sta a capo di questa città, no? Però ognuno nelle sue possibilità fa quello che può fare. Però vi dico, già la città è quello che è. Noi stiamo a fare un RP del genere e io mi devo trovare dei cacacazzi davanti, non mi sta bene. A quel punto non mi sta bene, anche perché, per dite su Impero, cioè, là dentro c'è gente che fa lo stupido e si gioca lo passaporto, ma ci sta anche gente che ci tiene lo passaporto e le cagate non le fa. Qui lo passaporto non frega un cazzo a nessuno. Perché se io entro, cheat, inizio a Ma sparare a qua, tutti, mi voglio frate... divertire, scappo da qui, mi faccio un altro Discord, mi faccio un altro Steam, mi faccio un altro... Entro, Ma subito. frate, ma c'è una roba da qua è che comunque, tipo anche che fa il coglione, ti danno quei 7 giorni di ban e il Ah, wipe, poi torni a fare sempre il gli coglione. dai Cioè, 30 euro, zio, e sei a posto.
Bravo. 49, fratello, pure 40 quelli. euro, 49 euro gli Vabbè, dai e andrai a fare il 39,90, coglione. quanto Ma è? perché Se quelli che io hanno entro creato per questo città, server pensano ai soldi, raga, non pensano al Bravo. cioè, regà, roleplay, io la se, qualità. io se qua dentro citto e mi bannano, basta spendere 50 euro, rientro. Ma tu che cazzo stiamo a dire? Ma che cazzo, ma veramente stiamo a fare? E vedi quello che si è dichiarato cheater Bravo. lui stesso. Quello là stava con Ha noi, speso raga. 50 euro, boh, a posto, dai, sono tornato, raga. Cioè, quello là stava con noi e fa, raga, con voi non mi trovo bene perché noi, non voglio dirlo, ma facciamo cioè, molto RP rispetto ad altri gruppi in città, eh. Sì, rispetto ad altre fazioni, sì. Che cosa fa? Fa, no, vabbè, una volta vi ho chiamato in radio, che erano tipo le 3 di pomeriggio, cosa che molti purtroppo non ci sono perché lavorano oppure hanno altri impegni. Fa, ho chiamato in radio, non siete venuti in soccorso. Fa, io vado in un'altra famiglia perché sono migliori, cioè sono più bravi. Dove vai? Casablanca. Guarda, ma va tra fanculo tu e Casablanca. Oddio, io non voglio di niente, voi state dentro i borghesi, cioè nei borghesi dentro questa città sono i più grossi. Eh, Dappertutto, raga, anche Sì, solo per numericamente bravo, sì. basta anche Siete essere più bravo. grossi. Sì. Cioè, anche nei Fattore soldi spesi auto, siete anche più fattore... grossi. Sì. Sì, ma perché, come avete detto voi, come stavi parlando tu anche, cioè se vogliamo fare qualcosa, il capo o chi decide o i capi, no, voglio dire, o chiunque di noi propone, se gli altri vanno d'accordo, quanto è il costo? 200 euro per dire, ora hai fatto l'esempio della macchina, no, per esempio, che poi è diventata una merda in accelerazione, vabbè, lasciamo stare. Sì, ma Quanto anche è? quello, se tu paghi per la macchina, non me la puoi nerfare, mannaggia a Cristo. Cioè. Oh, Vabbè, una che c'entra, macchina, fratello? No, no, ma fa fermi. cagare. Allora, se tu fai una macchina, ma ha fatto quello modo American lì, le macchine americane, raga, No, io parlo di quelle autofazione, macchine che erano tu troppo paghi per rotte. richiedere quella Sì, macchina. sono d'accordo, ma tu non puoi fare una macchina troppo rotta che se fai l'inseguimento con la polizia tu sai già al 100% che la vinci. Sì, zio, Non quello può che ti voglio essere, ci dire deve è che, stare RP, ci deve stare RP per tutti. ok, fra, io ti pago una macchina a 300 euro, ok? Mettiamo 10 euro a testa, visto che siamo 30 o 20, mettiamo 15 euro a testa, perché la dobbiamo usare tutti quanti. E la usiamo. Ma cosa costa all'FDO mettere un euro a testa che ne sono 50? O 10 euro a Da quello testa? da quello che so io, so che dentro questa città adesso c'è stato un poliziotto che ha speso per Esatto, poter esatto. ancora migliorare le macchine delle FTO. Ho capito, Cioè, quella là, quella dei carabinieri. a quel punto tu trovi una macchina che arriva al punto dei carabinieri. Cioè, Ma la dove sei? macchina dei Dove la carabinieri è trovi? velocissima, Se io Fai uso una macchina, 420 all'ora, ragazzi, se la io, macchina della finanza. ok, se io Provata l'altra compro, sera. se io compro una macchina, se spendo 100, 200, 300 euro per farmi, io da solo, Franco, per farmi una macchina import e poi tu dopo non me ne dai modo di utilizzarla nella rapina, perché a te ti sta sul cazzo che io magari ti do sulle orecchie con la macchina, il senso qual è? Non tutti hanno la possibilità di spendere 100, 200, 300 euro. Ho capito, ecco perché Tu devi rendere l'autofazione è già tutto uguale, diversa. tu devi rendere uguale tutto per tutti. Devi da modo di fare RP a tutti. Sì, ma quello che dico, ma là che l'FDO fa... No vabbè, vediamo l'auto dei borghesi, in rapina neanche andiamo. Cioè, che senso avrebbe, scusami? Non vai a fare Infatti, RP a loro. noi dei borghesi al giorno, con quella determinata macchina, quante ne facciamo? Ma non lo Pochissime. so. Ma di rapine ne facciamo 10 al poche. giorno, forse. Ma neanche, fra... Cioè, ci sta Gianni, un amico, non so se lo conoscete. Sì, sì, sì. Cioè, quello fa rapine pure con la punto, fra. E la polizia Infatti. non ce la fa stare dietro, perché non sa guidare, non riesce a girare in tempo nelle curve. Oh, ma che sai che significa? Cioè, ripeto, a me dispiace per chi comunque in un server del genere ci mette l'anima, perché comunque, raga, cioè, creare un server del genere non è facile, ci stanno dando investimento, dando lavoro, gente che ti fa lo staffer, per carità c'è stato un lavoro enorme dietro, io rispetto tutti dalla A alla Z, però ripeto, ad oggi nel 2025 si sanno quali sono le cose che funzionano e le cose che non funzionano, le so io che non c'ho un server sulle mani, però so quanto può essere difficile gestire o comunque organizzare un server, è una cosa molto difficile, però regà, perché tu mi dai in mano a una persona un bed
tu di essere sicuro di quello che fai. Uno zio, ma Una lascia stare quello che è cazzata. successo stasera, non tempo 2 giorni si risolve sta no, roba. fratello, Oh, però aspetta, che forse lo sai che la stessa macchina cosa. nostra è... Forse ce l'ha qualcuno privata? Sì, lo so, ne hanno comprate 2. Ma sì, ma anche quella cosa là, cioè... Uno ce l'ha uno dei nostri, l'altra non so chi ce l'abbia però. Allora, uno dei nostri ce l'ha a Camus. Sì, lui lo so. Però L'altra Ragazzi, non so di scusate, chi io non sia. vi voglio interrompere, però mi sa che me ne vado. Vado proprio a vai, fare una vai. bella ninna. Beh, ci sta, dai. Buonanotte a Ciao. tutti. Buonanotte. Ciao. Bella. Ciao. Aspettate. Cioè, vedi anche queste Ah, cose. vai. Cioè, è una macchina per una persona, per una Ma determinata raga, ma se determinata ci cosa. sediamo ai divanetti là. Se c'è Ah, in sta realtà piedi, ci ma... possiamo ma- anche spostare con una... Se abbiamo una macchina grande potremmo andare anche con una sola macchina in giro. Almeno Aspetta, cazzeggiare vado a un vedere po'. che cazzo stanno a fare quelli là fuori. Cioè, ragazzi, siamo rimasti in 58 per dirti. Sì. Vabbè, sono le 3 da notte, per carità. Vabbè, dai. Oh. E niente, non riusciamo ad uscire. Aiuto! E niente, buono vi faccio uscire, dai. Provate. No, sto scherzando, vai. Ci sta ancora la macchina. Ma com'è che hanno fatto la polizia per i veicoli e le macchine stanno ancora qua? Cosa? Boh, non lo so. Buonanotte, cuccioli. E niente, raga, facciamo un giro, non lo so. Sì, vai. Comunque, raga, chi sta in applicativo, non lo so, tu Vito stai in applicativo con noi? No. Tu stai, vedi qua. ci stiamo Mo cerchiamo da fatte aggiungere allora a sto punto in applicativo pure a te. Ma non so Cioè, a quale ti riferisci, forse sì, non so a quale ti riferisci, però non l'ho nominato. La banda. Ah, boh, non credo. La Cioè, banda allora, delle persone Quando un puntino in invisibili. chat pubblica. Organizziamoci allora. Devo mettere zio. un punto? Ah, zio, Ok. mettiti zitto, mettiti zitto. No, Oh, aspetta. no, lo zio, no, così. Aspetta. Non ti conviene, stai molto così che si Sì, muove. oggi a Gianni l'abbiamo fatto. Stavamo camminando, Gianni sporgeva da un lato, fa ragazzi mi raccomando non prendete un palo. Bah, un palo preso. Cioè, comunque, regà, successo vi dico che- vi dico che organizziamoci, cioè, come ce n'è al cazzo. Metto 3 punti in chat pubblico. Io in chat pubblica di solito metto punto, virgola e trattino basso. Guarda, ti ho mandato la richiesta. Aspetta, dove la vedo? Stesso nome di TikTok. Ah, è così. Allora, anche a me dà molto fastidio comunque. Ah, ok. raga, era morto, non Quittarla so se mi avete anche perché visto. ci ho speso, io ci ho speso No. 110 tu, metteria. No, di più. Che Ho cosa? speso 170 io. Tu? In questa città, sì. No. Tra il pack and ban e le macchine bit. Io solo avrò speso una puttana. In realtà non sono propenso a spendere soldi. Appunto, sei riuscito a accompagnare me ne vado in Sardegna in FK. Dov'è? Ho messo un punto, non so. Sei in sit, non lo vediamo. Ah, minchia. Vabbè, la sì. P. E l'ospedale, dai, l'ospedale. All'ospedale, ok. Ci sta il garage là. Vabbè, ti ho messo il punto io, dai. Vabbè. Noi non lo vediamo. No, vabbè, no. Io manco lo vedo. No, Capito, perché l'ospedale era capito. un Ma vabbè, se poi magari lo porto io in Sardegna direttamente. In Sardegna? Sì. Sì. A sto punto, aspetta un attimo, fammi vedere qua se sta a posto, che facciamo una roba. Ho usato il su, può saltare. Fammi vedere una cosa, aspetta un attimo. Io voglio capire dove spawna la macchina. Per la ricordo, intendi? Bravo, sì, fra. Ah, ok, qua, a posto, ce la faccio. Mi fido di te, Ah, figurati. Ah, voglia. L'ultima volta che ho Hai guidato... già il che ho coso, guidato perché se no io- guido io, No, vieni. Ma frate, ma che c'è? Ma ascolta la finanza, cioè, se arriva la finanza ci smitragliamo. Che cazzo vuoi? Dove deve venire la finanza? Ah, la finanza ce l'ha a morte con gli elicotteri, io non lo so perché.
Oh ragazzi, io da quando c'è l'elicottero non mi ho mai fermato. Non si può volare, devi avvisare sempre. Ogni volta che tu stai volando devi avvisare quante persone Oh, a me siete. Antonello una sera in azione dobbiamo rompere il cazzo invece. Mi hanno ricordi, Antonello? inseguito, raga. Ah, ma ci sono pure le cinture, quindi... Sì, ora... All'hack invece l'ha fatto esplodere al centrale. Il mio. E me l'hanno sequestrato, però è bit, quindi... No, ma non tranne sequestrato, non ti posso sequestrare una roba rotta, cioè... Dici? Ah, beh, a me avevano detto così, me l'aveva detto Delby. Una volta avevo mollato. Levate un po' il punto sulla mappa, chi è che l'ha messo? No, vabbè, poi... Mi metto direttamente il billionaire. Tanto lo so dove. Beh, il billionaire diventa a Sardegna, fratello. Ma lo guidi con MK, l'elicottero? Come? Lo guidi con MK, Con il pad? Chi ha messo il punto, raga? Il Ah, punto ok. sulla mappa, chi l'ha messo? Io, ma sono in sit. No, lascia stare, non ti preoccupare. Aspetta, le levo io, non posso però. Tanto sta qua, dritto. Al billionaire ti lasciamo? Sì, a me Antonello perlomeno al biglio. Sì, tanto poi veniamo darci l'applicativo, parliamo da là. Certi parcheggi con l'elicottero, no? Ah, comunque la finanza ogni volta che sto con l'elicottero mi segue, non so perché. Perché in teoria non puoi volare neanche a tutta altezza, capito? Ma infatti Devi sai cos'è? Che io purtroppo, questo qua è quello del pass precedente. Sì, ce l'ho pure io questo. Lo devo prendere per forza dal parcheggio e ogni volta che prendo dal parcheggio mi seguono, non so perché. No, io no, una volta l'ho preso al Oh centro. raga, scusatemi una cosa, ma col grimandello io posso andare dentro le case di chiunque? Sì. No, non di tutti. Mi sa di sì, raga, perché sennò che senso c'ha che io metto l'allarme a casa? Ma non lo so sta roba. Sì, forse nelle case bit non può entrare. No, nelle case bit no, ma nelle case... ma nelle case normali posso entrare? E qua si sta Nelle case billionaire. normali, quelle Penso di comprate sì. così in città, puoi entrare in tutte. Allora, frate, dai, allora andiamo, chi c'era qualche grimandello? No, ma si può fare solo se ci sono CFDO, ce ne sono 4. Dove ti la... L'hanno abbassate, A parte Grazie, 4, Tizio Franco, 3 carabinieri. Ce la tengo. Oh, ricordate che chi si loga qua dentro le porte sono chiuse, Tu non sto giocando per Io non so giocare qua dentro. Fermate Vic, l'elicottero se perché ci accompagni. se esco adesso in sit muoio. Aspetta. Aspetta. Aspetta, Antonio, aspetta, Aspetta. Vai, Oh, puoi uscire. Ok, Vai. Intrittato. No, Vai, ragazzi, noi però, andiamo in però garage andiamo in garage. O in garage o fuori dalla Raga, Sardegna. io tra poco me ne vado a dormire, semmai ci teniamo domani l'applicativo, comunque Vabbè, abbiamo una ma decisione vieni tutti ora, quanti. vieni ora in applicativo. Vieni ora in applicativo, lo zissimo tutti. Dai, ma arrivo. Stiamo io, Antonello e Dai. la bestia. Oh, Antonello, noi siamo in applicativo. Ciao raga. Vi riporto là in città? Sì, il primo garage. Ah, ok. Cioè, volendo mi posso anche lanciare. I grimaldelli li compri Dal banco dei pani. Sì, dal banco dei piedi. Ma non ci stanno quasi mai. No, io li becco. Oggi pomeriggio l'ho beccato per puro caso, solo che... No, io raga devo aspettare 6 secondi perché tra poco prendo il giubbotto e da 4 ore che lo sto aspettando. Mamma, io il certo che giubbotto comunque- non lo faccio mai a prendere. Comunque posso dire una roba. Comunque voi borghesi, per te, parlando Sì. fuori, avete le peggio cose, cioè avete un sacco di roba. Per te, non so quanto Bravo. avete pagato. Ma un sacco di roba, che cosa intendi? Mica, Tunnel. avete la macchina, avete la macchina bit, avete il tunnel. Avete di Lo tutto. so, abbiamo speso un po' Avete di il soldi. ghetto, avete la O casa meglio- fazione, avete tutto. Vabbè, il ghetto è del messicano, però lo vabbè. condividono. Il messicano ci ha voluto mollare. Però poi ci ha Mi detto sta che- chiamando Mitch, aspetta. Vai. Oh Mitch. Sono convicti in elicottero. Perché cosa devi fare? Ancora, mi avete lasciato indietro. Anche tanto posso chiedere io. Tempo di arrivare a un garage. Solo lui. chiudo gli occhi. Dai, ciao Heidi. Ciao.
voleva amici? Che voleva? Stava comunque a festeggiare. Gli ho detto che comunque stavo chiudendo gli occhi. E ti lascio un Ancora parcheggio qua Tu vicino ce a lo Mollica zii. che è grande. Sì, Sto scendendo. atterratemi all'helipad del coso. Qua, no. Però in realtà dobbiamo dire grazie a chi gestisce la fazione se abbiamo fatto la roba. Non si, ma entra in coso, entra in applicativo. Con cosa guidi l'elicottero? E dopo rientro perché mo sto qua, ok. Vai. Ok. Ciao Vic, grazie. Ciao ciao. Ciao caro, grazie. Ci vediamo. Ciao ciao. Ciao ciao. Con cosa guidi l'elicottero? Fra, con il pad. Come faccio tutto il resto in città. No, non uso mouse e tastiera. Cioè uso mouse e tastiera per fare solo determinate cose. Però almeno per volare uso il pad. Della 5? No, della 5, l'Xbox Elite. Quello dell'Xbox Elite, sai quello che c'ha i tasti dietro che sono configurabili. Ho anche quello della PS5, però questo qua è comodo, anche se l'ho pagato un po'. È comodo perché con questi 4 tasti dietro... Ma va bene anche quello della 5? Sì, sì, è solo che quello là lo devi collegare per forza con il cavo. Invece questo qua lo puoi usare anche con Bluetooth. Non so se sei un po' lontano dal PC. Ok, ok. Volendo puoi usare mouse e tastiere e poi quando devi volare o devi guidare usi il pad. Ok. Però tipo il sit è veloce, vedi, perché c'è il tasto già impostato. Oggi la persona è facile. Oh Gianni, dove stai? Stiamo andando al resort. Arrivo anch'io, va. Para pam pam. C'è il nutto paura, so. Non c'è nessuno? No. Sono 3000 macchine parcheggiate, ma non c'è nessuno. Prima c'era un po' di gente, ma ti sto parlando di 10 minuti fa, un quarto d'ora fa. No, non c'è più nessuno. Ah, boh, oh, se mi aspetti un minuto sto arrivando. Vabbè. Piglialo Vito, piglialo. Ai 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 ai. Non esplode. Ai 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 ai. Oh, scusatemi raga, stavo facendo spazio spostando con la macchina. Ma tranquilla. E niente. Non c'è nessuno, però è vero, c'è un sacco di macchine. Ti giuro, non c'è nessuno dentro. Non lo so, Nessuno. perché ti ho detto, prima c'era un sacco di gente. E dove cazzo sono andati, mo? Vabbè, tieni presente che ora siamo rimasti in 45. Esatto. Di quelli veri? Di quelli veri, boh, fra... Forse 5, forse noi. Saremo 5 o 6, sì. Minchia, Boh. che palle.
Mi sa che è arrivato l'ora di chiudere gli occhietti. Penso di sì. Oh, polizia, Ambulanza? ambulanza. Non riesco a capire se è ambulanza o polizia. Minchia, sabato sera alle 3 già tutti, vabbè, giustamente, una vita Però- sociale fuori. No, ma è strano, almeno qualche altra sera c'era molto più gente. Infatti sì. Ah, Non lo sacci. Shock di blu, kamikaze. Muore sto stesso. No, fra. No, no, nessuno muore. L'importante è che non bevi l'inferno. È vero. Viviamo qua tutti quanti, vediamo. Tutti al reso. Capito Gianni quella roba che ti ho detto? Non ho capito. La roba del messicano. Ma quello è il nome. L'elicottero. Salve ragazzi, come state? Oh, Numa. Salve. Tutto bene? A posto. Ciao amici. Abbiamo Ciao, due Zoe. Mitch e Mitch. Ah, perché? Dove sta? Sta l'altro Mitch? Vabbè ragazzi, io... Ciao, amore vado a chiudere mio. gli occhietti. E perché non parlavi? Perché stavo un attimo nei pensieri. Ah, Ah, non ok, c'è ok. nessuno. Tutto Che hai bene? fatto stasera? Che hai fatto? Allora, siamo stati a un matrimonio dove c'eri pure tu. Sì. Poi ti cercavo, ma sei uscito prima, mi sa. Sì, che dopo sono dovuto andare allo Sky per fare delle cose, dei lavoretti. Poi ci siamo fatti una pedalata in bicicletta sull'autostrada con la cassa. E niente. Poi siamo stati qua. Oh, venite ogni tanto più spesso allo Sky. Va bene, va bene. Fare un salto. Per me... Io vado sempre da tutte le parti. Quando vedo l'annuncio vengo, solo che non lo vedo mai. Ma adesso da adesso saremo un pochino più attivi, vedrai che Va bene, va bene. spammiamo un po'. Niente. Gli altri, Pablo, gli altri a dormire su. Mi sa sì. E niente. Minchia che sabato sera on fire, ragazzi. Voi che avete fatto? Schifo. Io mi sono collegato mezz'ora fa. Centrale dopo fare schifino, ha tappato i quattro. Ha tappato pure i pizzi comunque, se siete felici di sta cosa. Oh, bello. Vabbè. Tappato e ha fatto pure, vedo. ha fatto pure exiting, Ui. bellissimo. E 3 dei verdi, proprio belli nel chill, sti cazzo di Raga, una domanda. Stavo al bar dell'avvocato ed è arrivato... Chi è qua? Minchia. Wow. Io voglio scendere, ragazzi, voglio conoscere queste persone. Queste qua che sono quelli... Ecco qua. Vabbè. E Io le ci vado da mafie. dormire ragazzi. Ecco. E iniziamo. Tu non li vuoi conoscere, mi sa. Non mi interessa. Sinceramente a quest'ora di conoscere nuove persone. Vediamo. Io poi giro con la Fiat Punto. Io sono curioso. Oggi abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. Tanto questo già è abbiamo un uguale. buon combattente qui. A tutti? Combattenti? No. No. No, Salve. raga. Buonasera signori. Salve. Ciao amici. Buonasera. Signor Ma state tutti qua? Salve, Oh, ma belli, belli e buoni Che tutti c'è? qua. Guarda qua, con un colpo solo l'ho presi tutti. Ciao ragazzacci. Hai trovato i 48 Ciao. che stanno nel server, i 41 che stanno nel Scusa- server. Scusate un secondo. Stanno tutti qua. Oh, sì, shut up. Ah, comunque dicevo, c'era Porca Pizz che diceva miseria. che io e la mia banda lo andavamo in cerca, lo dovevamo prendere in ostaggio e lo dovevamo Appena torturare. ta 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 ta. Però le ho Porca sbagliato, miseria, non stasera non è una mia Pizza ha banda, preso sono tanto solo cazzo amici. stasera. Ha pure fatto Di exit. nuovo? Ha fatto pure exit, sì. La mia banda fuma l'oppio. Dai, Perché ha iniziato a smettila Gianni, ingaggiarmi, sono ha fatto il occhietti. fenomeno, ha preso il cazzo, ha iniziato a piangere. Ma non mi Aia. buttare. Attenzione. Ah, e State che buoni, c'entro state io? Cosa ha buoni. fatto lui? Lui ha fatto exit, è uscito. Gianni, Domani stai calmo cazzo. che ci Ma guarda passi che di qua, vedi? Pizza c'è già la chance, Bastardo di Appunto, Gianni. infatti domani lo facciamo bannare. E in più prendi quelli verdi tappati in centrale, anche quelli poi a piangere, vabbè. Sai che tanto somiglia mettiti molto così. Prendi quelli verdi. Sì, 3.
Ma hanno pure fatto in 4 perché non ce la facevano, solo le clip magari un giorno te le mando e ti fai due risate. Somiglia molto a Mamma mia. Gliel'ho detto Shisha Rap. Johnny. Ha un ciappi di modern and honest. Ma cari. Poi dopo fanno come pizza, ma mi ha offeso, bannatelo. Bannato. Ammazza. Che grande. Ma come si chiama in città Pizzi? Perché Pizzi. Pizzi io lo vedo Sempre sul Pizzi, giornalino. sempre Ah, Pizzi. sempre Pizzi, allora non lo conosco. No, prima si chiamava Ciabatta mia amore. Esatto, Non ora è lo diventato, conosco, non lo ora è conosco. diventato cagabicchiere. Perché così sai perché ha fatto Ma- così? Ti Perché spiego viene perché. protette. No, ma ti spiego una cosa. Praticamente c'ha il panic button, no? Praticamente lui quando viene rapito o rapinato, No, ho lui sbagliato, ho sbagliato. lui Minchia, però sti schiazza, pensieri. schiazza E devo il- togliere sti pensieri, devo togliere. No, fra. Cos'è che ho appena Infatti letto? che non è che cioè non è che ce li ho settati sui numeri. Comunque, in ogni caso, l'FDO, fra, passa le corde. l'FDO cosa hanno? Praticamente hanno un radar, ok? Allora, da quello che so, in altre città, se tu prendi un FDO, ok, e lo uccidi, è wipeato. Stessa cosa però vale per chi lo rapisce, capito? O per chi appunto, chi lo rapina. Però ho anche saputo una cosa, che se tu, quando lo prendi, gli smonti tutto, in più smonti anche il GPS, loro hanno solamente tipo 2 minuti che il segnale è ancora attivo, poi si stacca il segnale. Infatti mi sto preparando per fare questa cosa. E lo faccio wipeare pure, lo faccio. Ma tanto questo si fa un altro PG, se l'hai visto come... Vabbè, finché spende soldi cioè qui in più in medicinali, però va bene. Ma tanto l'hai visto, cioè sto qua lui si diverte, spende 40 euro settimanali per l'Amban. E più conta quelli per le medicine. Esatto. Che c'ha il cagotto tutte le sere. Pezzi di merda. Che combina sto ragazzo? Il peggio che puoi vedere lo fa lui. Esatto. Insulta, spara... No fa lo stesso. fear estremo. Dimmi. È un bastardo. Esatto. Figa, mi dispiace che non c'eri, così lo vedevi a terra stasera. Che Peccato. piangeva con abuso di Slash, mi piangeva. Ma perché quando l'abbiamo rapito, che l'abbiamo portato Al ghetto, al ghetto. Ma Io c'ero. ma neanche al ghetto, fra, in un altro posto. Quando l'abbiamo fatto... Era sulla sedia. No, Mamma quello era il suo amico, quello era il suo amico, mi sa. Vito, tu eri con me. Il suo amico, Sì. Il suo amico, Sì, no, era con me, Vito, era con me. Sì. Mi sa che era mio cugino che c'era quel giorno. Me l'ha Bravo, raccontato, sì. è stato bellissimo. Troppo bello. Mamma. Tant'è che è venuto a scrivere sotto... sì, lui non c'era. No, c'era mio cugino. Sotto agli occhietti, quando ho detto, ma io ho rapito uno di voi, ora lo sto torturando io. Sei arrivato dopo. Che tra l'altro era... No, era... non c'era. Cioè, c'era mio cugino, ripeto. Ah, tu non sei arrivato dopo alla fine. Tuo cugino era. Allora, sì, ti ricordi? No, nel ghetto sì, alla fine, quando ti ho chiamato io, che tu mi fai aspettatemi un attimo ad ucciderlo. che voglio È venire lì, io." infatti. Esatto. Ma bro, noi, allora, io, mio cugino e mio cugino ancora l'abbiamo rapito già 4 volte. Cioè, ragazzi, Ci sciarà. Ma lui Tanto piace. sciarazzo. Ma io non dico il ghetto, raga. No, non parlavo di che. Ti ricordi ok. quando siamo andati tipo in 10 pull a parlo tipo in quel posto abbandonato? Io ho chiamato e mi hai risposto tu quello giorno. Sì, mi ricordo. Sì, Che no, sì, stai in sì. salotto, avete visto? Stai in salotto a Lo parlare so, con gli lo so. altri. Che sta a dire? Sì, ma tanto c'è già la chance domani viene bannato. Ma sì, bello. sicuro, tranquilli, ragazzi. Minchia, c'ha la Mentre chance sei più così, l'obbligo di che ti passo il numero. Sì, sto scrivendo a uno che si vendeva l'Abarth, voglio vedere se è disponibile. Ma che stai buono, tranquillo. No, non voglio girare con quella macchina che fa 100. Jimmy, apri il telefono. Ah, qualcuno interessano Bugatti Divo? Mandami il tuo numero. Lui, No, il ragazzo è nuovo, quanto? amici. A David, Sam. 1.200.000. David, sì. A chi devo mandarlo? 1.200.000, a me. No, Sì, che come ricordo. Ah, ok. No, Magari. ragazzi è nuovo.
che è entrato ok. di notte. Forse è la peggior cosa. Ragazzi, Sì, invece poteste qualcuno, per caso qualcuno interessa un Eclipse full kittata con livrea, tutte modifiche? No, grazie. Ecco, mannaggia Grazie di quella mille, ma- puttana. Oh raga, se volete faccio un noleggio di elicottero, 1000 euro tratto. A tratta? A tratta. Porca puttana. Fammelo provare, fammelo provare. Va, non No, si 1000 deve euro. farlo. 1000 euro. Diglielo, diglielo. Allontaniamoci da qua per favore. Io mi Infatti, allontanerei, via raga. tutti. Via tutti, via tutti. Io vado a dormire, ragazzi. Ciao amici. Dio, vero, due amici. Gianni, Aiuto, Gianni! Spostati da là, Gianni! Ah, ok, Aiuto! ok, scusa allora. Vieni, vieni. Ti è arrivato il numero? Sì, a posto, Kevin. Cazzo, pericolosissima sta roba. Dove va? Ecco, mo si infila da qualche parte, ragazzi. Però sarebbe Ma- bello richiamare l'elicottero e farlo cadere giù. No, aiuto, aiuto! No, Cazzo! no. Dove stanno? Ma che cazzo? Raga, è morte nera, eh? Morte nera. Oddio. Oddio. Oddio, ho paura che No, 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 oh, questo vieni qua. Oh. Via, 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 via. Dove va, dove va, dove va? Ma è un pazzo! Oddio. Niente, è consumato, Franco. Dove cazzo Dove sta va? atterrando? Dove sta atterrando? la strada, madonna. È un pazzo questo qua. Oh. Parcheggiato in mezzo alla strada, parcheggiato. Oh. Ma la finanza mo me lo sequestra se lo lascia là. Oddio. Ce la farà a scendere. Questo è Michael Jackson, io invece Aiuto! andrò Madonna. maglietta. Oddio, oddio. Campo di tennis. Ah no. Vediamo, vediamo, vediamo. Cazzo, pericolosissimo. No, 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 no! Toglietevi. Oh. No, no! Aiuto! Oh, no! Culo. Che culo. Come cazzo hai fatto? Sì, easy, anche il parcheggio easy. Madonna, il parcheggio è proprio il più easy del mondo. Non c'è nana. Non Non c'è si può per dire parcheggiare basta. qua, signore. Sì. Mamma. Non Minchia. so vuole sta qua. Puoi parcheggiare, minchia che parcheggio di traverso qua, traversale. Pericolosissimo. Vito te l'ha distrutto. Ah, vai Kevin. Quindi Vito, te volevi la Divo? No, Ok. Devo salire? No, no, Un milione e due non te la A prendi. me piace, Senta, ma sto senza soldi senza se mi che- piglio la macchina. Mi faccia una riparazione Cosa, quella, Zanzu? a quella roba A là. me piace, ma mi resto senza soldi se piglio quella macchina. Quanto sei? Ma è 1.400 tipo. 1.400.000? Ah, sì. E che se ne fa dei soldi? No? Potrei fartela 1 milione volendo. Ma resto con poco, capito? Poi se non l'hai venduta tra un po' me la prendo. Appena Va bene, c'è a un posto. po' di più. Allora te la tengo. Va bene. La Vabbè, tengo se, appena. se la trovi a vendere, vendi. Sì, no, quello sì, però comunque ti tengo in sovraimpressione. Grazie, grazie. Grazie a te. Beh. Dai. Che facciamo? Niente. E niente. Penso di... Oh, ma oggi Pablo non è entrato per nulla? Tipo nel primo pomeriggio, mi sa. È uscito Pablo, è uscito Poi stasera. non l'ho visto, però ho visto nei turni di servizio dell'armeria Ah. che c'era nel pomeriggio. Il pomeriggio c'era, poi è All'Italia? uscito stasera. A mangiare fuori. Sì, all'Italia, sì. Come mai è cambiato? Tutti quanti abbiamo cambiato. Ah. Sperate. Strano, Scusa, strano. ora l'imperiale chi cazzo ce l'ha? È sempre chiuso. Ma Esatto. cioè, come direttore, mo. Ma è sempre chiuso, sempre. Boh. Vabbè, siamo aperti noi, mo, all'altra parte. Buono. Quella è più grande, più... È che boh, secondo me Armeria. sto millennio per l'armeria non frutta un cazzo. Quello è vero. Hanno fatto delle puttanate. Come mai? Maggie.
Cioè il fatto che nell'MN ci sia la beretta fra ha rovinato tutto il bilancio delle armerie. Maggie. Ma chi è che ci chiama? Mica. No, la mia tipa con il cane. Ah, ok, scusa. Sì, poi sì. Quindi avrei fatto un PvP, ma Andiamo. PPV. Vito, tutto lo fa il PPV. Ma se 5 minuti sì, raga, poi stacco. Facciamo gli amici contro V3? Ma da qua non si può più partire, dobbiamo andare di là. Dobbiamo andare là, sì. Sì, sì. Vogliamo andare? Andiamo, dai. No, prendiamo la mia. Vediamo l'elicottero. Addirittura. Ma sì, Va va. bene. Almeno lo recupero. Giannis parcheggia quella cagata di mutuo là. Che bellezza sull'elicottero con Vito. Ma cosa fa? Sit helicopter. Se mi alzo muoio. Bravo. Prova. No, grazie. Elicottero. Sto pensando a quel pezzo di cacca di Riccardo. Guarda come lo guida, oh. Oh, io sono fortissimo, guarda. Davide è un pilota nato di elicottero. Però. Senza patente. Ragazzi, 5 euro io chi si butta giù, Oh, vi do 10k se vi buttate da sopra giù, raga. Faccio, se me lo dai. No. 10k, sì, la voglia, te li do. No, Ecco, quando arriviamo più le faccio. No, che dopo non ti puoi restare, Franz. 5 minuti, vabbè. Se mi dai No. 50k lo faccio. 50? Sì. Ah, 25 te li do. Ma No, cazzo è 50. il PvP, oh? Questo. 50, se no non lo faccio. No, troppi. Già ho pagato l'open bar 50k. 40. No. Ok. Aspetta, se riesco ad entrare qua, vediamo. Dovrei riuscire ad entrare. Ecco, l'hai detto? Tranquillo. Piglialo, Vito, piglialo. Entro diretto, va. Oh. E niente. Top Gun lo chiamavano, poi. E niente. Sì, Gun Top. Io sono scarso, raga, quindi vedete voi. Pure io. Facciamo gli amici. Quando la vuole creare, tanti Guarda che Gianni è forte, Ma che cazzo di delle tre morte? Ah, boh. Oh, Numa, vieni sotto, Numa. Fai 5 minuti. Ah, va. Metti qua la media. Vado? Sì, questa Sì. qua va, sì. Cazzi. E glielo tolto. Come segni a fare dal PvP? Come fuori dal PvP? Sì. E mi vedo fuori. E niente. Pezzo di merda di Gianni. Ma sei un pezzo di merda, Gianni. Ok. Ma dov'è Dylan? No, Ha relog. fatto relog. Che cazzo fai relog? Perché era fuori. se non Mi sa, sbaglio. perché quando resti fuori resti tipo Oh, incastrato. che è sceso? Ma chi era quello? Ascensore. Chi sei? Ok. Sperate. Vai. Vai. Un attimo, ragazzi. Salite più avanti perché Che di schifo, solito ma lo fa non hai un quando cazzo da restate più fare. Chi dietro. è che ha scritto? Ma è... In che lobby, raga? In che lobby? Ah no, Non c'era la lobby, hai createla, raga. la crei... L'ho fatto. Ok. Gianni Selvaccio vedi risalire, Oh. Vai Gianni, vieni sopra. Vai. Ah, poi. Siamo tutti? Vai. Due fatti. Sì, ne ho fatto uno. Poca salute, però, poca salute, Sì. Vai. Veloce, anche dietro.
Ah, prendi. Ma chi siete? Oh, qua non si capisce un cazzo. Chi è? Io sparo a tutti quanti, va. Ma la squadra qual è? Siamo io e tu e poi. È Numa, Numa. E Numa, come è vestito? Con la camicia bianca. Ma dove sta? Ma guarda quello che spara. Fatti Boh. due. Boh, neanche li vedo, raga. Boh, neanche vi vedo, raga. Un po' scarso, un po' il sonno. Fatto due. Fatto. Fatto uno. Bravo, vabbè, Cicci. Fatto. No, non carica, non carica. Oddio. Oh. Fatto il Rolas. Bastardo, non carica. Mi sa che l'amico tuo c'aveva pure lui con la cosa di ciccia, eh? Bravo, sì. Tutti i cheat. Guarda quello, guarda come città quello. Fatto. E Gianni bella mia. Alla Gianni. E glielo pena. Che tanti, Gianni. Dai, toglilo quel coso. Fatto. Dai, fra stacca e cheat, oh. Stiamo cazzeggiando, non c'è bisogno di cheatare, oh. Ehi, quanto tanti, Vito. Dove hai preso in testa, fra? Ma avevi preso al petto, Mitch? Fatti due. Wow. Mi ha tancato all'ultimo, Mitch. Mamma E mia. niente. No, sta che hanno messo l'antitank poi, perché altrimenti... Sì, sì. È vero. Porca troia. Ma che fa sto preso? Quanta dei pighi? Quanta dei pighi? A posto. Non te le pieghi. Boh, raga, è stato un piacere. Beh, io penso di staccare, raga. Buonanotte, raga. Cioè, Anch'io, raga. anch'io.
Oh, ci vediamo domani, ragazzuoli. A domani. Ciao a tutti. Buonanotte, un bacione, Ciao, ragazzi. Numa, buonanotte. Ciao, Ciao belli. Gianni, Buonanotte. buonanotte. Salut, ma... Buonanotte, Cazzo. Gianni, che fai? No, sta fuori. Vabbè, io vado in officina e stacco. Bravo! Ciao. Ciao, ciao. Mamma. Che pro che sono. Ci metterà, vai. Oh, che fine ha fatto? Ah, è uscito. E niente. Buonasera. Salve. Allora, Allora che te bisogno di qualcosa? fuaggi? Dove sta Davide? Non c'è. Andato a David letto. penso che sia in... fuori Letto, città, letto. non lo so. Letto, letto, letto. Quindi non c'è. Lei chi è? So Lui Vito. è il signor Vito. Oi. Dai, Mike, viene sempre. Oh, chi è caduto da qua? Vedi che è l'assistente senza guidare il game? Vedi l'assistente senza guidare il game? Vedi l'assistente senza guidare il game? Assistenza di draw shop, venite, dai, veloce. Ah, che palle.
Dovete dire ramarro marrone, bastardi. Ma CTH Karesh, full abusato. Tutto il rec, raga. Oh Mike, muoviti. Perché è chiuso? Chiudi. Solo il Perché è ragazzo chiuso il fuori. mic? Cosa fare? Oggi che siamo arrivati qua. Tito, l'hai fatto ti ambulanza? Tanto non c'è assistenza, niente, quindi tocca Vabbè, fare... ma cioè, ci ha ammazzato il cheater. Oh. Sì, ma fai slash ambulanza, almeno. Ok. No. Ah sì, da Ok, qua. sì. Mi mangio qualcosa. Scusa, avvocato. Sempre cheater. Maresciallo, sì. Una cosa stavo In dicendo, realtà non mi sì. ricordo più. Dicevo? Che ti devo dire? Boh, non lo so. Un pollo, è venuto con Che mangiarazzo. cazzo fai, Mike? Sono ubriaco. Al caffè dell'avvocato si è Tutte le consumata sere la sta storia. tragedia che ha visto Ma lo vedete anche voi Mamma mia, che storto? palle, sì. Sì. Odio Sì, sta che roba cazzo, qua. che cazzo ti sei bevuto, Mike? Cheater questo. Ma che cheater? Io Mike, santo, vuoi ragazzi, lasciare un'intervista? io non vedo un cazzo. Lei, avvocato, vuole lasciare un'intervista? No, ma Vito quando si rialza. Ma la seconda Ma che volta... stavo dicendo? Non mi ricordo più. Che devi fare i conti con la calcolatrice. Ah, bravo. Mamma mia, sono troppo ubriaco. Fammi fare i conti, va. Allora, vediamo questo tablet se c'ha... Manca un minuto. Ok, l'ho Aspetta, fatto fammelo tardi. controllare. Ma Dov'è la a me mi calcolatrice? stava di prima. Buonasera. Eccolo, Grazie. eccolo, Quanto siamo guardalo, dentro, eccolo. non può entrare. E se lo dici tu che un po' tre. È entrato. Venite in assistenza. Scusi? Venite in assistenza senza chiudere il game. Non ammazzare. Che cazzo spari, ragazzi? Siamo dei cheaters. Ah, Oh, siete dei cheaters. sai chi è Hydroshop? Scusa? Sai chi è Hydroshop? Chi è Hydroshop? Alzate le mani. Ma chi è Hydroshop? Tuo padre. Cerco su TikTok. Fatemelo vedere, dai, prima di ammazzare. Ricercalo su TikTok, ricerca Hydro su TikTok, ricerca così. Ah, rotto il Ricerca così, cazzo, guarda. rotto che game.
Che è successo? Ti fanno passare la voglia di giocare. Mamma, sì. Ma guardalo, che pollo che è Chiudi. questo. Ma che devi Ma chiudere? è Hydro. Ti rubano tutto. Niente. Che significa Gianni Esci Hydro? Vito. Sì, sono uscito, fra. Che significa Hydro? Che cos'è? Eh sì, sì, mo sono uscito, sono puffato, però mi stavano portando. Ah, un Un cheater che fa cheater che fa TikTok. TikTok. Vabbè, un testa di cazzo. Vabbè, dai, mo mi stava portando in zona rossa per togliermi tutto, sì, Gianni. Infatti ho fatto in tempo ad entrare in zona rossa, però È proprio. non penso mi abbiano tolto la roba. Perché, cioè, c'è stato un secondo dentro. Però che palle così, oh. Vabbè. In teoria no. Eh sì, infatti, ecco perché dico in teoria no, perché ci sono stato pochissimo, tipo un secondo. Così non si può giocare. Ma così un Tu clippa. bordello. Eh sì, io clippo fra, ma sai cosa succede? Che poi tu di notte vedi quelli là che scrivono tipo cheater bannato. Ma il giorno dopo sta di nuovo. Capito? Cioè, anche se clippi, sì, fino a una certa, ma non ti cambia un cazzo. E niente, e mo mi trovo qua. Ma boh, diciamo che è anche tardi, comunque sarei E comunque lo so. uscito. Ci puoi rimettere l'orologio sempre alla stessa ora. Ci puoi rimettere l'orologio? In che senso? Ci puoi rimettere l'orologio alla stessa ora? Nel senso che entrano sempre... Ah, alla Vengono stessa ora. sempre alla stessa ore. Eh sì, perché entrano appena tutti quanti escono, cioè tutti quanti gli staffer escono. Almeno io ho notato questa cosa qua. E poi quindi Gianni, quello là che si era apparso in un secondo, era lui. Vabbè. Sì, sì, esatto. Vabbè. Che ma fa? Mo magari taglio un pezzettino e lo butto. Cioè lo butto, ci faccio il video, provo a segnalare, anche se devo aspettare a domani mattina, quindi boh, lo farà qualcun altro anche. Domani vai in CAF. Eh sì, Gianni, domani vado, però quello che ti voglio dire, anche se ci vado, cioè, boh, è inutile perché poi ci rientrano. Oh, ci sta Pizz in salotto FRP che sta spiegando robe. Che ci sta, vediamo. E niente, vabbè, dai, come se ci vediamo ragazzi domani. Ciao, Trabo, Gianni, Frattamo, ci becchiamo. Ciao, ciao. Ciao, ci becchiamo in gioco. Oh, va bene, me lasciala. Ciao. Ciao, Predator, fra. Ciao, ciao, ci vediamo.